Buongiorno, benvenuti a Sveglia Trieste. Oggi avremo ospiti in studio nella nostra prima parte Daniela Rossetti di Azione e Vincenzo Rescigno del Gruppo Misto, poi dialogheremo con Uberto Fortunadrossi, quindi se vorrete parlare con i nostri ospiti, fare le vostre segnalazioni, come sempre potete farlo chiamandoci in diretta oppure scrivendoci una mail. Andiamo a vedere, come facciamo di solito, subito le previsioni del tempo con la situazione generale con il sito dell'Osmer ARPA regionale. Allora, un promontorio anticiclonico estendendosi dall'Oceano Atlantico verso l'Europa centrale fino a martedì, cioè fino a oggi, favorirà sulla regione l'afflusso di correnti orientali. Da mercoledì una depressione in spostamento dalla Polonia alla Francia potrebbe innescare moderata instabilità, specie sulle Alpi. Quindi oggi ancora cielo sereno, poco nuvoloso, con probabili velature. Sulla zona montana sarà probabile cielo variabile, soprattutto nel pomeriggio, con possibili rovesci sparsi e qualche temporale che localmente potrebbe poi interessare anche l'alta pianura. Venti a regime di brezza, questa è la previsione per la giornata di oggi, martedì 23 maggio. Per domani, mercoledì, la giornata sarà instabile, invece abbiamo visto. Con cielo variabile saranno probabili rovesci e temporali sparsi, specie al pomeriggio sulla zona montana e sull'alta pianura. Sulla costa tempo migliore con bassa probabilità di pioggia, venti a regime di brezza. Questa è la situazione del meteo per quanto riguarda la giornata di oggi e quella di domani. Secondo l'Osmer ARPA regionale. Allora, abbiamo già intravisto alcune prime pagine dei quotidiani, cominciamo proprio con il piccolo, vediamo qui Varsila, la rabbia dei lavoratori, ne abbiamo parlato ampiamente anche noi già nell'edizione di ieri di Sveglia Trieste. Andremo a vedere gli articoli del piccolo, poi Nord-Est economia, la volata della bike economy, business che vale 1,4 miliardi e ancora l'intervista a Prodi, le decisioni importanti le ho prese pedalando. Si approfondisce insomma questo fenomeno. Poi ancora il processo per quanto riguarda il ponte Morandi a rischio crollo, sapevamo, non si fece nulla, esce appunto dal processo questa dichiarazione shock. Poi l'alluvione, i provvedimenti dal governo, i primi 300 milioni, Romagna, l'acqua non se ne va. E ancora le sfide dei 5 porti. Ieri c'è stato questo importante vertice in Porto Vecchio sui porti, il primo Adriatic Sea Summit, quindi a Trieste il confronto con Venezia, Ravenna, Capodistria e Fiume, Salvini riforma entro l'anno. Il no collettivo all'algoritmo che valuta le concessioni, su questo si è incentrato il dibattito stimolato dal presidente dell'autorità portuale di Trieste, Zeno D'Agostino. Poi ancora gruiste e manager, quelle eccezioni in un mondo così maschile, si analizza un po' la parte rosa, la quota rosa del lavoro portuale. Ancora la proposta, la città ricordi Margherita Hack, vediamo quale sarà questa proposta in particolare. Poi il caso, anche la presidente slovena Pirc Musar censura il saluto romano, l'episodio accaduto a Trieste. Andremo poi ad approfondire appunto gli argomenti nel piccolo, ma andiamo a vedere le altre prime pagine dei quotidiani. Abbiamo già visto Repubblica, allora basta parlare di etnia. Sono le parole di Mattarella, il monito di Mattarella. Il capo dello Stato ricorda i 150 anni della morte di Manzoni, condannando populismo, nazionalismo e richiami alla razza. Lollobrigida risponde: non si riferiva a me e comunque l'autore dei Promessi Sposi era un patriota che difendeva la famiglia. La lite tra ministri sulle modifiche al PNRR e poi il PD resa del governo. Il confine della decenza e il commento di Stefano Cappellini, l'analisi perché sul recovery non possiamo gettare la spugna. Qui vediamo ancora un reportage dall'alluvione in Emilia Romagna nei paesi sfamati dagli elicotteri. Qui vediamo un'immagine significativa. Ucraina, incursori di Kiev portano la guerra in terra russa, raid su Belgorod. Poi ancora il sindaco di Bakhmut, ci riprenderemo la città, e Scaroni, firmai l'accordo Eni sul gas di Mosca con l'ok della NATO. Poi
ancora vediamo sul Corriere della Sera, alluvione, tutte le misure, questo in primo piano sul Corriere. Oggi il decreto, tregua fiscale, stipendio agli statali che non possono lavorare, gli aiuti per i comuni colpiti, 1000 frane, milioni di alberi da ripiantare, scontro sul commissario, 10 milioni quindi per la prima emergenza, altri 20 per i soccorsi, si potrà arrivare fino a 300. Oggi il governo approverà il primo decreto per l'alluvione in Emilia-Romagna che interesserà 42 comuni, decisi gli stop degli adempimenti tributari e il differimento delle rate di mutui e degli ammortizzatori. Prevista la sospensione anche per il pagamento delle bollette, sia lo smart working al pagamento dello stipendio agli statali che non possono lavorare, mentre si continua a spalare fango provando a recuperare ciò che non è andato distrutto, e scontro sul commissario. Ancora vediamo la guerra in casa di Putin, poi ancora quei no a etnie e populismi, cosa ci insegna Manzoni, secondo appunto il capo dello Stato Sergio Mattarella. Juve tolti 10 punti per le plusvalenze, il calcio, la nuova sentenza FIGC, bianconeri sconfitti a Empoli. E poi il processo sul ponte di Genova, testimonianza shock dell'ex amministratore delegato, Mion, ponte di Genova, sapevo del rischio crollo ma non dissi niente. La Stampa, andiamo a vedere la Stampa, Morandi, noi sapevamo, proprio questo è l'argomento appunto sul ponte Morandi crollato, la rilevazione shock, non parlai per paura di perdere il posto, i familiari vergogna. L'ex AD della holding Benetton ci dissero nel 2010 che il ponte era a rischio crollo, avidità, silenzi e cinismo, il pantano della menzogna. Il commento appunto di Valentina Petrini sulla Stampa. Poi ancora Salvini replica affitto, spenderò ogni euro e governo in confusione, l'altolà dell'Europa e lo scontro sul PNRR. Anche qui il richiamo di Mattarella, la carta protegge le persone, non razze ed etnie, e ancora rabbia Juventus, Allegri e Amaro ci mancano di rispetto, la FIGC penalizza il club di 10 punti, poi il crollo a Empoli, Champions quasi impossibile. La lettera di Luca Mercalli, il meteorologo, mio caro Orsina, ti spiego il clima. E qui l'alluvione, Romagna, stop a mutui, imposte e contributi, ma i soldi sono pochi. Vediamo velocemente anche Libero, che invece si concentra su tutt'altro, torna ancora il caso Rai, gli ultimi veleni, l'addio acido della velina di Fazio, così viene definita Littizzetto, in uscita dalla Rai, la Meloni vuole cacciare tutti e come si concia, eccetera, eccetera. Insomma, poi ancora il grande organizzatore del Salone del Libro di Torino, l'idolo della sinistra è un sessista, quando la Gioia diceva di Melissa P, mettetela 90 infilate, eccetera, eccetera. Insomma, si va anche sulla volgarità. L'Europa frena sui fondi del PNRR, Bruxelles rallenta sulla terza tranche dei fondi, ma l'Italia è già in regola da 10 giorni, pesa il nodo MES. Questo è il titolo principale del giornale, diktat dell'Unione Europea. Bruxelles appunto rallenta dai mercati, una conferma, la direzione è quella giusta. Anche qui 10 punti di penalità alla Juventus, Serie A nel caos, campionato infinito. Gli effetti dell'alluvione, frutta e verdura alle stelle, e lo dicevamo qualche tempo fa come possibile effetto appunto del disastro che sta accadendo in Emilia Romagna. Il Fatto Quotidiano, Meloni vuole addestrare piloti ucraini in barba alle Camere, ci si concentra anche qui su un'altra questione, la formazione sugli F-16 infilata nel pacchetto sulle missioni estere. Basi di Cagliari e Lecce, Parlamento scavalcato fra i malumori di Lega e Forza Italia. Il costituzionalista Pallante dice le parole di Mattarella e Premier sono fuori dalla carta. Allora, questi alcuni dei titoli dei quotidiani in edicola quest'oggi. Andiamo a vedere ora gli argomenti trattati dal Piccolo, dal quotidiano locale. Si è parlato appunto molto di porti ieri, sinergia o competizione, i porti del Nord Adriatico si interrogano sul futuro. I vertici degli scali di Trieste, Venezia, Ravenna, Capodistria e Fiume a confronto dei nuovi scenari geopolitici e collegamenti ferroviari, le sfide da affrontare. Questa è una parte del dibattito andato in scena ieri. Poi ancora la polemica a distanza sul rischio monopoli, Ravenna mette in guardia dalle mire dei grandi gruppi, MSC pensi invece
dei fondi. Ancora Salvini, riforma dei porti entro l'anno, via della seta, ne parlerò con Meloni. Questi sono stati alcuni dei temi affrontati nella giornata di ieri. Allora rivediamo insieme uno dei nostri servizi realizzati proprio in occasione dell'Adriatic Sea Summit. Inutile parlare della riforma dei porti quando sarà un algoritmo a determinare le concessioni portuali. Non usa mezzi termini nell'esprimere la preoccupazione del comparto il presidente dell'autorità di sistema Zeno D'Agostino in occasione della prima edizione dell'Adriatic Sea Summit al Convention Center. C'è stato un passaggio normativo qualche settimana fa che ha previsto che le concessioni portuali verranno valutate dal 1 gennaio 2024 dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, che è un ente che non ha nulla a che vedere con la visione governativa, perché per principio un'autority deve essere indipendente, e che però diventa l'attore principale nell'andare a definire chi saranno i concessionari nei porti italiani. E siccome siamo qui che discutiamo che alcuni ci piacciono, alcuni non ci piacciono, alcuni sono pericolosi, alcuni non lo sono, ho fatto presente che probabilmente discutevamo nel nulla, perché tanto il soggetto che decide sarà ART in base a un algoritmo che è stato inserito all'interno di questo atto normativo. Chiari agli addetti ai lavori i rischi che questa novità introdotta per garantire l'attuazione del PNRR e accolta dall'Unione Europea potrà portare nella politica dello sviluppo degli scali. Cioè stiamo dicendo che le concessioni sono fondamentali per la geopolitica di un paese e le stiamo dando a un soggetto totalmente indipendente rispetto a quella che è una visione di un governo. Non sono mancate durante il convegno le domande sul tema della Via della Seta, sul quale D'Agostino ha precisato. Io faccio sempre un distinguo tra Via della Seta e Belt and Road Initiative. Allora, la Via della Seta è un corridoio che esiste dalla notte dei tempi, siamo la via privilegiata su questo grande corridoio, quindi sarebbe un suicidio dire che non ci siamo. Il tema vero è se tu stai nella Via della Seta rientrando all'interno di una visione cinocentrica oppure no. È chiaro che negli ultimi anni, insomma, la posizione, e soprattutto nell'ultimo anno, le posizioni a livello geopolitico si stanno consolidando in maniera ben definita, e quindi è chiaro che alcune decisioni che riguardano alcune concessioni le più importanti del nostro Paese devono avere a che fare anche con la geopolitica e non solamente con i trasporti. Voltiamo pagina perché c'è un aggiornamento di cronaca purtroppo che ci arriva dall'Isontino, dalla provincia di Gorizia, da Mariano del Friuli in particolare. Un uomo di circa 30 anni ha perso la vita nelle prime ore di oggi a seguito di un incidente, un infortunio sul lavoro che si è verificato negli spazi di un'attività produttiva che sorge proprio nella zona industriale di Mariano del Friuli. È successo intorno all'1:30 di questa mattina per causa in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Sono stati attivati i carabinieri della compagnia di Gradisca di Sonzo. Mentre l'uomo lavorava con un macchinario è rimasto schiacciato dallo stesso. Dopo la chiamata al 112 sono stati attivati soccorsi. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Gradisca di Sonzo e l'elisoccorso. Hanno attivato quanto di competenza i vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia col personale sanitario. Inutili purtroppo le manovre salvavita. Per il giovane uomo non è rimasto altro da fare se non decretarne il decesso. Una terribile notizia che ci arriva appunto dall'Isontino, che eventualmente poi approfondiremo e cercheremo di sapere qualche dettaglio in più. È davvero un'ultima ora della cronaca regionale. Allora torniamo a parlare invece del lavoro, del mondo del lavoro, non per quanto riguarda gli infortuni in questo caso, ma per quanto riguarda la Varsila. Ne abbiamo parlato molto ieri, c'è oggi tutto il resoconto della manifestazione di ieri, dello sciopero di ieri sul giornale. Varsila, rabbia ai cancelli, 300 giorni, niente soluzioni, pronti a tornare in piazza. Allora risentiamo insieme il servizio di Gianluca Palladini. E allora cosa vogliamo fare? Ragazzi, attenzione, perché adesso arriva l'intelligenza artificiale, quindi fra 3 anni vi terranno ancora? Gli servirete ancora? Loro andranno avanti con questa politica dei tagli. Quindi agiamo? Bene.
400 lavoratori in protesta fuori dai cancelli di Varsila, adesione totale allo sciopero di 4 ore indetto dai sindacati questa mattina, un'assemblea pubblica per illustrare a impiegati e operai l'esito dell'ultimo tavolo col governo di giovedì scorso al Ministero del Made in Italy, in cui la multinazionale ha presentato le proposte di reindustrializzazione per il sito triestino, proposte che non hanno incontrato la soddisfazione dei sindacati e delle istituzioni. Il prossimo appuntamento è atteso per lunedì 29 maggio, ci sarà un tavolo con la Regione per gli 800 dipendenti di Varsila Italia che rimarranno, ma la domanda che i sindacati si fanno è: che garanzie può dare un'azienda che si comporta così? Noi quello che abbiamo chiesto con questa assemblea e abbiamo chiesto al governo è che il governo assuma piene redini e controllo di questa vertenza, delegando questi mesi il rapporto tra Varsila e le imprese interessate. Si è dimostrato che Varsila non è stata in grado di svolgere a pieno questa missione, quindi il governo deve necessariamente assumere la regia. Ed è una cosa naturale che le persone vedono questa incertezza, entrano sul posto di lavoro e hanno un'attività lavorativa ridotta. È chiaro che sorgono dubbi, domande, mali di pancia che però, stiamo tranquilli tutti, vanno gestiti al tavolo giusto, che è il tavolo ministeriale. Molta perplessità ha destato anche il botta e risposta tra Varsila e IMR Industries. Non si capiva se questa società aveva davvero presentato un'offerta fino alla smentita finale arrivata ieri, e l'altra offerta sul piatto rimasta, quella di H2 Energy, con un fondo capitale di 7 milioni, non soddisfa le richieste. Io sicuramente non mi aspettassi che Varsila facesse un gran lavoro, visto come si è comportato dal 14 luglio dell'altro anno. Certo, a questo livello qua no, è addirittura imbarazzante per una multinazionale avere questo atteggiamento e presentarsi in questa maniera. 2 proposte di cui una neanche vera. È una roba incredibile. Non c'è altro da fare adesso che il governo deve intervenire assolutamente nei modi e nei tempi, spero brevi. Questa è la vicenda Varsila. Allora torniamo a leggere i giornali e vediamo un resoconto sul Corriere della Sera per quanto riguarda l'alluvione in Emilia Romagna. Il titolare: Spala con gli operai, abbiamo i calli alle mani ma siamo pronti a ripartire. E poi ancora le storie: il mezzo al fango prima di giurare, ho dato a tutti il mio cellulare. Il sindaco di Galeata in provincia di Forlì Cesena: nessuno doveva restare indietro, è stato impossibile, ho chiesto scusa. Qui ci sono diverse storie raccontate oggi sul Corriere della Sera, un po' su tutti i quotidiani. C'è anche la voce di Gene Gnocchi, il comico emiliano di nascita che oggi vive a Faenza. Piango per chi ha perso tutto, da soli non ce la possiamo fare. Questo l'appello tutt'altro che comico, naturalmente molto serio, dell'attore. Allora ora ci colleghiamo con la sala operativa della polizia locale per vedere qual è la situazione del traffico in città. Chi è in linea con noi oggi? L'ispettore capo Paolo Gurtner, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Buongiorno. Per quanto riguarda la giornata odierna, volevo solo segnalare nel pomeriggio, nella tarda serata, una processione nella zona di Piazzale Rosmini, combi, via dei Coletti, De Amicis, via Muzio e ritorno in Piazzale Rosmini per la festa parrocchiale intorno alle 19:45 fino alle 20:30, e anche questa sera proseguiranno le riprese cinematografiche in via Genova dalle ore 20 alle ore 5 di domani mattina. Ci sono i divieti in via Genova, in più divieti di transito sulle rive tra via Milano e piazza Tommaseo, e da Tommaseo fino alla via Val di Rivo. E la Bretella, per capirsi, dietro al Piazza Duca degli Abruzzi. Quindi in orario serale questo? Sì, in orario serale ci sarà la chiusura delle rive come ieri sera. Bene, perfetto. Quindi attenzione a chi eventualmente deve rincasare, faccia strade differenti rispetto al viale Miramare e poi le rive. Benissimo, va bene, grazie. Ci sono altre segnalazioni? No, al momento nulla, il traffico è scarso. È scarso, va bene, comincerà adesso a subire un movimento in più sicuramente con l'apertura delle scuole, poi il lavoro, gli uffici eccetera. Grazie comunque, buona giornata e buon lavoro. Saluti a tutti.
Grazie sia a lei che ai suoi colleghi. Allora, torniamo a leggere il giornale, il Corriere della Sera, in particolare per vedere la notizia shock che campeggia un po' su tutte le prime pagine oggi. Nel 2010 ci dissero il ponte crolla, non feci nulla, temevo per il lavoro. Le parole di Mion, ex amministratore delegato di Edizione, al processo Morandi a Genova. La rabbia delle vittime. Il crollo, lo ricordiamo, nel 2018 e le 43 vittime, la demolizione e la ricostruzione, questa in tempi da record. Poi l'inizio del processo nel 7 luglio del 22, accuse, intercettazioni e la rottura con i Benetton, ora mi indaghino pure, dice l'ex amministratore delegato, la parabola del manager, il procuratore, valuteremo. Queste le sue parole davvero scioccanti. Allora, PNRR, scontro sul destino dei progetti, un caso le frasi di Fitto, lui mai detto che il piano è da smantellare, le opposizioni, il governo spieghi. Insomma, c'è ancora caos sulla questione del PNRR. Un decalogo per i militanti e 3 vice coordinatori, le idee di Berlusconi per Forza Italia e piani per un partito capillare, la carta Formigoni. Torniamo sul piccolo per le notizie di casa nostra. L'ex Beleno fa spazio alle carte dell'archivio per poter traslocare i libri della biblioteca. Parte da via Revoltella il domino tra gli edifici comunali per favorire la riqualificazione all'interno di Palazzo Biserini. Stanziati 750.000 euro per sistemare le speciali scaffalature, via all'intervento. Entro la fine dell'anno il progetto per ristrutturare l'edificio in piazza Ortis. E noi ieri abbiamo realizzato un servizio proprio su questa sorta di domino, come viene definita qui da Massimo Greco, sul piccolo, per lo spostamento degli archivi comunali. Vediamo se riusciremo a riproporvi il servizio. Intanto andiamo avanti. Capitolo scuole, aumentano i costi, ok alla variazione da oltre 2 milioni, dagli adeguamenti in via Tigora a quelli al Molo Quarto, per la Corsi, via libera della Giunta al provvedimento. E poi scontro in Consiglio sul caso di via Paduina, quindi il saluto romano. In sostanza la Presidente della Slovenia Pirc Musar condanna i saluti romani di venerdì. In serata l'opposizione esce dall'aula durante la commemorazione di Grilz che ha avuto luogo appunto in Consiglio comunale. Il governatore Fedriga: mi sembra che Scoccimarro si sia dissociato subito, quindi l'eco del presente di via Paduina risuona fino a Lubiana, suscitando le proteste slovene e scuote la politica al confine orientale. Ieri la Presidente appunto è intervenuta su Twitter definendo il saluto appunto fascista di venerdì scorso il simbolo di un'epoca che ha portato odio, divisioni e violenza. E mentre appunto il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga risponde sulla partecipazione dell'assessore Fabio Scoccimarro alla cerimonia, dice: mi sembra si sia dissociato immediatamente dal Parlamento a Piazza Oberda e le opposizioni chiedono la sua rimozione. Questo succede poi in Consiglio Comunale, c'è la commemorazione e le opposizioni escono dall'aula. Poi ancora vediamo sempre nella pagina della cronaca cittadina, Ciac si gira il film di Salvatores, divieti fra via Genova e Rive, l'ordinanza che regola la viabilità nelle ore serali e notturne. Ne abbiamo parlato poco fa con l'ispettore Gurtner. Per ora rivediamo insieme il servizio dedicato proprio al balletto che prevede vari trasferimenti appunto degli archivi comunali. Vediamo. Il Comune di Trieste è impegnato in una doppia operazione di travaso, da Palazzo Zois ai futuri spazi di un'ala della caserma Beleno e in seguito da Palazzo Biserini allo stesso Zois. Obiettivo? Liberare il Biserini permettendo l'avvio dei lavori di ristrutturazione. Oggi nella sede del Corpo Municipale sono stati illustrati i dettagli, anche a fronte dei lavori da svolgere in questi mesi, prima di far cominciare il trasferimento di tutto il materiale bibliografico e di archivio. E oggi finisce l'idea progettuale che avevamo insieme alle colleghe
colleghe Savino e Matteoni sulla gestione degli archivi anche in vista dei lavori al Biserini, e si avvia il cantiere, un cantiere che è già partito da 750.000 euro, che permette di restaurare un'area dell'ex Beleno già archivio, in modo tale da poter spostare tutto l'archivio ZOIS del Comune di Trieste in questa nuova struttura, ovviamente che sarà completamente a norma. Questo ci permetterà come attività propedeutica quella di svuotare completamente il Biserini, di portare tutti i materiali che devono essere poi mantenuti e conservati con cura, è un patrimonio storico della città, e permetterci il grosso restauro del Biserini di oltre 11 milioni di euro, dove completeremo la progettazione esecutiva entro fine anno, in modo tale dopo da dare il corso alla validazione e avvio del cantiere. Una sinergia necessaria per portare avanti questa enorme riqualificazione di Palazzo Biserini, che ricordo è oggetto di un finanziamento di 11 milioni di euro da parte della Regione, che andrà appunto, oltre ad accogliere il nuovo museo della letteratura, a restituire alla città un polo bibliotecario davvero importante, che sarà all'avanguardia per tutta una serie di appunto nuovi locali e nuove predisposizioni. Allora andiamo ancora sul piccolo per vedere anche questo patto tra Italia e Slovenia per l'acqua senza confini. Vediamo appunto sul giornale una nuova condotta fra Santa Barbara e Lering a Capodistria garantirà il rifornimento transfrontaliero in caso di necessità. Questa è la notizia che abbiamo trattato anche noi, ma poi andiamo a vedere le altre notizie. Abbiamo ancora pochi minuti. Ultimo tentativo senza risultati, definitivo stop per Raggio di Sole alla casa di riposo di via Battisti gestita dalla società Archimede. Ancora il CSM di via Gambini si prepara al ritorno all'operatività H24, quindi le linee di indirizzo emerse nell'ultimo confronto: più personale, nuovi impianti di sicurezza nei centri di salute mentale, l'impegno di Asugi, e i sindacati decidono di non rilanciare lo stato d'agitazione, quindi si muove qualcosa in direzione positiva per quanto riguarda appunto il servizio di salute mentale. Disturbi alimentari e storie di rinascita domani sera al CNULP, se ne parla appunto domani sera. Fondazione Fegato, vertici confermati, e poi linea marittima Trieste Grado, no allo scalo a Monfalcone. Operatori e istituzioni dell'isola si schierano contro la tappa intermedia, si teme un viaggio troppo lungo e penalizzante a livello turistico. Ancora il mondo della ricerca sulla statua negata ad Hack va ricordata dalla città. Dopo la bocciatura della proposta del Consiglio Comunale, fiore dell'Osservatorio Astronomico, occasione persa, l'astrofisica Gregorio suggerisce di intitolarle la nuova piazza di Roiano, e anche questa ipotesi era già emersa. Qui vediamo alcune voci a favore proprio di un ricordo e di una celebrazione della grande figura dell'astrofisica Margherita Hack. Ci spostiamo a Muggia. Muggia introduce il DASPO urbano e vara la stretta anti-imbrattatori. Il nuovo regolamento di polizia urbana entrerà in vigore dopo l'ok del Consiglio. Le novità illustrate ieri dal sindaco Polidori e dal comandante Vergerio: multe più salate in caso di recidiva, quindi dall'introduzione del DASPO alle sanzioni fino a 9.000 euro per chi imbratta gli edifici. È stato presentato ieri pomeriggio il nuovo regolamento di polizia urbana del comune di Muggia. Parliamo anche di Duino Aurisina, al via le visite cardiologiche per 196 over 65, uno screening gratuito che parte in partenza proprio a Duino Aurisina. Scintille in commissione invece su odori e cogeneratore SIOT, l'attacco del presidente della trasparenza, della commissione trasparenza di San Dorligo. Qui vediamo un'immagine dell'abitato proprio di San Dorligo e sullo sfondo il parco serbatoio della SIOT. Allora, queste alcune delle notizie che sono contenute oggi sul piccolo, sul giornale. C'è anche tutto l'inserto
concerto riguardante proprio l'economia, ecco qui Nord-Est Economia, dedicato alla bicicletta, la lunga volata della bike economy, e ci sono tante interviste, tanti approfondimenti, li trovate oggi acquistando appunto il piccolo in edicola. E poi invece per i temi nazionali vediamo che c'è ancora anche qui il richiamo del presidente Mattarella, mai più razzismo, la lezione del Capo dello Stato, possiamo vederlo appunto sul giornale, la lezione del Capo dello Stato per i 150 anni dalla morte di Manzoni, e la persona e non la stirpe a essere destinataria di diritti universali, questo il monito in occasione proprio dei 150 anni della morte dello scrittore Alessandro Manzoni. Allora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e ci rivediamo subito dopo in compagnia dei nostri primi ospiti, che saranno Daniela Rossetti di Azione e Vincenzo Rescigno del Gruppo Misto. A fra poco. Bentornati a Sveglia Trieste. Allora salutiamo subito i nostri ospiti. Buongiorno a Daniela Rossetti di Azione. Buongiorno a tutti. E buongiorno anche a Vincenzo Rescigno del Gruppo Misto in Consiglio Comunale. Buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Grazie a tutti e due di essere qui. Allora fra poco naturalmente vedremo anche i nostri telespettatori che cosa ci proporranno, ci sono già alcune mail, dunque c'è ad esempio, vi faccio subito così un pochino sorridere, però è una critica giusta, no? Allora, buongiorno, avete fatto vedere il servizio sulla biblioteca, ci scrive Alberto, dice ma nessuno si è chiesto il perché di tutte quelle erbacce che crescono lì fuori, è un nuovo tipo di decoro, c'è questa attenzione, no? Anche per i particolari, che comunque fa bene alla città, no? Segnalare un po'. Questo è solo discorso. Tutto che non va. Tutto è perfettibile, ovviamente se andiamo a notare, a vedere, a cercare qualcosa che non va in ogni cosa, la troviamo. Certo, l'erbaccia è un elemento visibile che potrebbe dar fastidio, non si fa altro che magari segnalare agli uffici del comune o dalla Cegas, o in questo momento, adesso mi aggiorno anch'io, certo, se si va a cercare il pelo nell'uovo lo troveremo ovunque. Però l'erbaccia in effetti è un elemento visibile che potrebbe dare fastidio. Potrebbe dar fastidio. Vabbè, i nostri telespettatori sono molto attenti, no? Giustamente. Fa anche parte di uno spirito civico in qualche modo segnalare, no? Assolutamente. Queste segnalazioni si possono fare da un po' di tempo anche alla sede di Azione, sì. Così arriviamo subito alla... abbiamo realizzato un servizio qualche tempo fa, insomma, per illustrare questi nuovi servizi che vengono offerti proprio dalla sede di Azione, sì. No? In via Crispi, giusto? In via Gatteri, angolo via Crispi, sì. Noi abbiamo aperto la sede poco prima delle elezioni regionali e abbiamo sempre detto che non sarebbe stata una sede elettorale, ma sarebbe stata una sede per la presenza di Azione sul territorio. E quello che abbiamo iniziato a fare, e l'abbiamo annunciato appunto con una conferenza stampa, era proprio una settimana fa, e sono tutta una serie di servizi al cittadino, dalla consulenza assicurativa alla consulenza previdenziale, alle ripetizioni di matematica, fisica, latino, inglese, più tante altre cose che possono servire ai cittadini nella vita di ogni giorno, perché secondo me e secondo noi la politica deve agire nelle istituzioni, però può anche offrire servizi alle persone, perché comunque il nostro scopo, anche proprio come persone noi stessi, è quello di aiutare i nostri concittadini. Per cui anche in questa settimana abbiamo già ricevuto un sacco di segnalazioni, anche queste cose per esempio delle erbacce o di disservizi in vari rioni della città, di cose che non vanno, di buche che magari sono pericolose e andrebbero sistemate, e ci sono le persone che ci segnalano queste cose e noi ci facciamo carico di portarle all'interno delle istituzioni e ove possibile di risolvere. C'è stata una segnalazione su un centro estivo, insomma varie cose di varie tipologie. Noi siamo lì, siamo aperti ogni giorno della settimana, dal lunedì al venerdì per un'ora e mezza al pomeriggio,
Venite lì, parlate con noi, abbiamo anche un servizio di book crossing, quindi se ci sono dei libri che vi sono piaciuti ma che volete condividere con gli altri e non potete tenere a casa, li lasciate da noi, potete trovarne altri, prenderli, e tutto ovviamente assolutamente a titolo gratuito, ci mancherebbe. Quindi sì. Una bella iniziativa, insomma. Allora, abbiamo subito una telefonata, sentiamola immediatamente. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Pronto? Pronto, mi sente? Buongiorno, credo di riconoscere il signor Claudio. Non sbaglia. Buongiorno. Buona giornata alla gentile Nostra Signora della televisione, dottoressa Laura. Sono tanti gli argomenti, se mi dà un po' di tempo li provo a sviscerare. E saluto gli ospiti in studio, Daniela Rossetti di Azione, che ringrazio per i nuovi servizi sul territorio, e Vincenzo Resigno del gruppo misto. Sono Claudio Visentini. Buongiorno signor Claudio. Sono Graziella. Buongiorno a tutti. Certo, ai nostri giorni la ideologia politica si è un po' anacquata. Da sempre a me piacciono i politici del fare. Ci sono gli uomini e ci sono i qua. Indubbiamente complice anche la sua brillante carriera di militare, il consigliere Vincenzo è un uomo delle istituzioni, è un uomo del fare. Detto questo, e non è una sviolinata, ma su base di conoscenza approfondita, direi amicale, dottoressa Laura, faccio cortese domanda al fine di sapere ad entrambi gli ospiti cosa stanno facendo col PNRR, tanti investimenti, ma quando questi fondi finiranno, quali riflessi ci potranno essere sulla nostra economia e perché questo governo sembra abbia dubbi sui fondi provenienti dal MES. Poi un fatto preoccupante che ho sentito ieri nel vostro telegiornale, che è emerso al convegno dei porti. Sì. Stiamo per affidare a un algoritmo dell'autorità di regolazione dei trasporti l'affidamento delle future concessioni portuali. Siamo alla pazzia. Riguardo al porto di Trieste ha evidenziato l'allarme, direi un macinio, quello lanciato ieri dal nostro presidente dell'autorità del sistema portuale del Mar Adriatico, Zeno D'Agostino, che abbiamo la fortuna di avere questo grande manager riconosciuto in tutto il mondo a Trieste, che evidenzia: stiamo lavorando, serve una vera riforma che arrivi dentro l'anno. Una concessione ha un ruolo fondamentale per la strategia, per la visione complessiva politica e di sviluppo del Paese. Non è logico che a fare questa valutazione sia un algoritmo. Infine il caso Wärtsilä. Sia il governo a gestire la crisi per avere certezze sul futuro che Trieste merita, salvare questa benemerita industria e soprattutto, come dice il nostro vescovo, salvare il posto di lavoro a 600 persone, 600 famiglie. Grazie per le risposte e buon lavoro consiglieri. Grazie Claudio. Buongiorno, grazie. Un abbraccio sempre molto attento all'attualità, il nostro telespettatore affezionato, signor Claudio Visentin. Allora, cominciamo, siccome chiamava appunto in causa direttamente Resigno, se vuole iniziare appunto lei a rispondere, perché sono tanti gli argomenti, poi magari facciamo un po' un rimpallo. Allora, ha iniziato col PNRR. Sì, si è posta la domanda giustamente: quando questi soldi finiranno, dove si andrà a finire? In sostanza il PNRR non è un pozzo senza fondo, ha un termine entro il 2026. In Europa sono stati stanziati fondi per tutti gli stati di 750 miliardi, di cui 209 sono stati assegnati, destinati all'Italia, di cui 81 a fondo perduto. Ovvio, sono stati fatti tanti investimenti perché è stato creato
questo fondo ad hoc per affrontare la pandemia, per mantenere una certa economia, l'occupazione, una certa ricchezza. Quindi è stato inventato questo fondo che prima si chiamava Recovery Fund, oggi PNRR, e allora si sono fatti molti investimenti. Certamente entro il 2006 dovranno essere disimpegnati tanti lavori messi in atto, e quindi c'è la corsa per arrivare a questa data. Poi il problema anche che accennava il signor Claudio, il MES, perché questo governo, e anch'io in realtà, è resistente all'assegnazione dei fondi del MES. Il MES è uno strumento creato ad hoc nel 2011 per sostenere gli stati in difficoltà dell'Unione Europea, ovviamente, e quindi c'era questo fondo inventato, creato, che si chiamava MES, che non sarebbe altro un meccanismo appunto per il sostegno degli stati. Però la differenza importante fra PNRR che abbiamo adesso e il MES che esiste dal 2011, qual è? È che il PNRR è uno strumento che non crea vincoli di politica economica, mentre il meccanismo del MES invece crea diciamo, problemi per quanto riguarda lo sviluppo e la politica economica del nostro paese. Quindi è diciamo, molto più condizionante del PNRR, quindi il governo è resistente per questa formula di sussidio, ma sinceramente anch'io, perché poi come dice la Costituzione, la sovranità appartiene al popolo. Il MES non farebbe altro che sottrarci buona parte di sovranità di ogni tipo, soprattutto quelle economiche. Ad esempio, se volessimo, accettando i fondi del MES, volessimo accettare anche oppure decidere di aumentare le pensioni, prima di aumentare le pensioni è necessario chiedere l'ok all'Europa, perché appunto ci hanno dato dei fondi provenienti dal MES e su ogni cosa bisogna consultare loro, quindi si perde la sovranità, che è molto importante. La sovranità appartiene al popolo, ovviamente non appartiene all'Europa o agli stati oligarchici transnazionali. Questa è l'analisi appunto di Vincenzo Rescigno che non condivido infatti era ovvio. Ma ti ho detto prima, dammi ragione, così non mi dico. Ma non posso sempre darti ragione. Allora, comunque è giusto quello che dico, almeno in parte. È un'opinione, è giusto per te. No, opinione condivisa anche dal governo, anche da molto ampia. Sì, certo. Il fatto del giusto e della verità sono, diciamo, concetti un po' più complessi. Allora, il PNRR sono dei fondi, e questo sì, è corretto, parzialmente a fondo perduto, parzialmente andranno restituiti, che però devono mirare allo sviluppo del paese, allo sviluppo strutturale del paese, quindi devono essere delle cose che poi nel futuro potranno portare una modernizzazione e comunque uno sviluppo delle città, delle strutture, delle infrastrutture, eccetera. Per esempio su Trieste, venendo a noi, gran parte dei fondi PNRR è dedicato allo sviluppo del porto in vari aspetti, tra l'infrastruttura ferroviaria, l'elettrificazione delle banchine, eccetera, eccetera. Dal mio punto di vista lo sviluppo del porto è fondamentale per lo sviluppo di Trieste, del Friuli Venezia Giulia e anche dell'Italia. Sono investimenti strutturali che permetteranno al porto di Trieste di essere più moderno e di competere con maggior forza rispetto agli altri porti, non solo italiani ma anche stranieri, e non solo stranieri vicini, tipo quelli appunto croati eccetera, ma anche i porti del nord Europa. E questo è il PNRR, quindi bisogna andare avanti, bisogna essere sicuri di usare quei soldi per cose che possano servire al miglioramento delle infrastrutture del Paese. Il MES invece è un'altra questione. Il MES si fa secondo me un po' di confusione, perché una cosa è la rettifica del MES, una cosa è chiedere l'accesso ai fondi del MES. Allora, la rettifica del MES vuol dire semplicemente che l'Italia accetta che ci sia uno strumento a livello europeo che permette agli Stati in difficoltà finanziaria di accedere a questi fondi europei. Quindi è semplicemente dire, ok, se qualcuno in futuro vorrà
farne richiesta, potrà accedere a questi fondi, e io onestamente non ci vedo nulla di male, assolutamente, anzi. Quindi secondo me la ratifica del MES è una cosa che andrebbe fatta immediatamente, doveva già essere stata fatta e va fatta. Quindi non capisco il problema di... è vincolante. No, la ratifica del MES non è chiedere l'accesso ai fondi. La ratifica con delle modifiche, però, la ratifica come adesso non va bene. La ratifica va bene, ma con delle opportune modifiche. Io non ho interrotto. Scusami. Allora, poi invece chiedere l'accesso ai fondi del MES è un'altra questione, perché lì ovviamente se uno chiede dei soldi, chi dà i soldi in prestito vuole anche avere delle garanzie, e quindi l'Europa dice ok, io ti do i soldi, però tu devi fare questo. Il fatto della sovranità popolare, cioè non è che noi viviamo, Trieste vive in una bolla per cui è scollegata completamente da tutto il resto del mondo. Trieste vive in una regione che si opera all'interno di uno Stato nazionale, che opera all'interno dell'Unione Europea, e quindi si rispettano le regole di Trieste, le regole della regione, le regole dello Stato italiano e le regole dell'Unione Europea. Non c'è nessun attacco o scippo della sovranità nazionale. Oltretutto abbiamo appena discusso sul fatto che anche con il PNRR bisogna soddisfare, no? lo sottolineava Claudio, bisogna soddisfare alcune richieste che vengono fatte. Non è che chi ti impresta dei soldi te li presta e dice ma facci un po' quello che vuoi, no? Certo. Quindi abbiamo visto che anche per esempio per i porti l'Unione Europea ha chiesto all'Italia di gestire in modo diciamo limpido e trasparente il modo in cui si danno le concessioni, e qua ci si ricollega a quello che diceva Claudio, che veniva così esatto, così. Per cui comunque ci sono dei vincoli quando uno gli chiede dei soldi e deve rispettare delle regole, poi può decidere se chiederli o non chiederli, tutto lì. Questo insomma il chiarimento, l'opinione appunto di Daniela Rossetti. Allora sentiamo la prossima telefonata, poi magari torniamo anche su Varsila, ci chiedeva anche questo il signor Claudio, no? Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sì, le regole, tutta la vita è fatta di regole, ma evidentemente sono troppi anni che non si rispettano più e non si porta rispetto a nessuno. E per l'amor di Dio, cioè io sono vicina al popolo, cioè ai ragazzi, alle persone anziane, ai bambini, tutti quanti dell'Emilia Romagna, perché è veramente una cosa che probabilmente non ci si aspettava, però il territorio italiano è così e penso che se ne parla da 70 anni, perché lì comunque le bonifiche sono state fatte già alla fine del 1800, dunque di conseguenza penso che al territorio bisognerebbe stare molto più attenti e evidentemente non c'è sufficiente cultura per fare questo. E quello che tutto sommato mi interessa adesso, il PNR e tutto quanto, però io mi chiedo, l'Italia, il governo, sia il nostro qua del Friuli Venezia Giulia e tutto, pensa alla sanità, alla cultura, cioè noi abbiamo ragazzi che non sanno leggere e scrivere, non scrivono più in corsivo. Domani faranno la firma con una X, cioè non lo so, le firme devono essere firme per esempio, per legge, giusto? Cioè non lo so dove stiamo andando, cioè le famiglie sono allo sbaraglio perché nessuno si prende più la responsabilità. La maestra o il professore dice qualcosa, viene picchiato, cioè in ospedale i ragazzi che lavorano per coscienza, non ce la fanno più, ma sapete cosa vuol dire non ce la fanno più? E per che cosa? Per non avere neanche 100 euro in più al mese, lordi? Parliamoci chiaro. Io non lo so, a prescindere dai soldi, ma è proprio il lavoro che non si può più. Cioè voglio dire, mia figlia ha fatto il fine settimana da giovedì e va avanti fino al giovedì adesso, lavorando la notte, lavorando la mattina, lavorando al pomeriggio perché ci sono le urgenze. Ma di cosa stiamo parlando? Pensate che riuscirà a stare ancora in piedi? Staranno in piedi questi ragazzi oppure si chiuderanno gli ospedali, visto che non ci sono né infermieri né medici più? Cioè, bisogna pensare anche a questo. E poi non lo so, a Roma io penso che abbiano sufficientemente tempo e sufficientemente sono pagati, anche troppo dal mio punto di vista, per fare quello che fanno, perché non vedo un enorme rispetto per il popolo.
basta sentire le parole che usano per parlare. Io penso che sia una vergogna, perché se sono ignoranti come dicono, grazie devono del suo dimettersi. intervento. Buongiorno, grazie. Evidenzia dei problemi, sì. Insomma, ben l'evidenza di tanti, no? Questo della sanità, della mancanza di personale, poi parlava anche della cultura, insomma, del fatto che c'è ancora tanta difficoltà, insomma, tra i ragazzi a scrivere in corsivo, tutto dipende sempre dalla scuola, no? Dalla famiglia. Se c'è una famiglia solida, sana, armoniosa, volenterosa, chiamiamola come vogliamo, se c'è una famiglia alla base di ogni cosa, che la struttura portante, allora un ragazzo, un bambino crescerà in un certo modo. Se c'è una famiglia allo sbando, genitori allo sbando, è chiaro che ci sarà un figlio problematico. Molto spesso capita così, da quello che ho visto. E quindi se c'è una famiglia allo sbando, il ragazzo sarà allo sbando e lo no, lasciamo il ragazzo deve essere seguito, il ragazzo deve essere seguito. Allora, se stiamo qua come bisogna intervenire. politici, diciamo, dovremmo assumerci le nostre responsabilità, certo, e dire cosa può fare la politica, ma anche bene. Non dire è colpa delle famiglie perché sono allo sbando. Se c'è una famiglia distrutta, il bambino o il ragazzo potrebbe avere un futuro non molto costruttivo, è chiaro, no? Questo è chiaro. Se io sono papà drogato, però penso che dobbiamo dire cosa può fare la politica per, diciamo, risolvere questi problemi, perché la politica può fare qualcosa. Siamo primi nel sociale in Italia, se permetti. Comunque, il comune di Trieste è tra i primi. No, ma non c'entra niente il sociale in Italia. Qui si sta dicendo che la sanità è allo sbando, la scuola sta messa male. Allora, questi sono temi su cui per esempio Azione sta lavorando da quando è nata, sono i grandi pilastri su cui si fonda Azione: scuola pubblica, sanità pubblica e investimenti pubblici per supportare l'economia. Allora, la sanità è verissimo quello che dice la telespettatrice. Noi abbiamo una situazione in cui gli ospedali si stanno svuotando, il personale medico, infermieristico se ne sta andando perché i turni sono allucinanti, le condizioni di lavoro sono pessime e oltretutto gli stipendi sono anche bassi. Cosa fanno queste persone? O vanno nel privato dove trovano condizioni migliori, o vanno in altre regioni d'Italia dove comunque c'è il problema, perché il problema è un problema nazionale, ma comunque ci sono condizioni migliori rispetto al Friuli Venezia Giulia. Questa è una cosa che è sotto gli occhi di tutti, che vedremo sempre di più, perché le conseguenze si vedranno fra 1, 2, 5 anni, quindi purtroppo le vedremo sempre di più. Formare nuovi medici, nuovi infermieri è fondamentale, ma richiede tempo, non è immediato, no? Non è una cosa che si fa in 2 minuti così, certo. Ci vogliono almeno 10 anni per avere una persona che inizia, diciamo, dall'università e poi diventa operativa in ospedale, quindi è una cosa lunga. Si è perso tanto tempo, le ragioni sono varie, il Friuli Venezia Giulia ha fatto peggio di altre regioni italiane. Questo noi l'avevamo detto in campagna elettorale e i cittadini del Friuli Venezia Giulia hanno ribadito il fatto che il governo della regione doveva restare nelle mani di quella maggioranza che comunque ha contribuito a peggiorare le cose della sanità. Sappiamo che la sanità è l'argomento principale, diciamo, a livello regionale, però adesso non possiamo lamentarci perché io non ho votato Massimiliano Fedriga, però la gran parte delle persone ha votato Massimiliano Fedriga. Allora, cioè, ragazzi, la democrazia è anche questo. Perché sulla scuola viviamo anche lì da anni un degrado, diciamo, della scuola. Perché? Perché gli insegnanti sono chiamati a fare una quantità infinita di attività burocratiche. Le situazioni sociali stanno peggiorando, il Covid sicuramente non ha aiutato, perché vediamo l'impatto che ha avuto, ha aggravato tantissimo, certo. L'impatto che ha avuto su tanti ragazzi e oggi già da un po' se ne vedono le conseguenze. Quindi ci sono tutta una serie di situazioni critiche per cui anche un governo che dice il merito dovrebbe diciamo, spiegare un po' meglio cosa intende fare per la scuola, perché la nostra scuola sta andando a rotoli. Siamo il paese in Europa con il maggior numero di analfabeti funzionali. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono delle persone, bimbi, adolescenti, persone anche adulte, che sanno tecnicamente leggere,
ma non sanno capire che cosa vuol dire il testo che hanno letto, e questo è gravissimo, perché una persona che non è in grado di capire un testo vuol dire che non è in grado di analizzare poi la realtà che lo circonda, e quindi sarà poi in balia anche di diciamo non saprà interpretare le cose, non avrà autonomia decisionale e si lascerà condurre da persone che potranno essere persone illuminate ma anche persone un po' meno illuminate, quindi è molto molto grave per la nostra società. Abbiamo anche una bassa percentuale di laureati, ad esempio, rispetto ad altri paesi, sì. Insomma c'è questo problema, però dice anche qua c'è una valutazione, deve essere ampia, perché adesso l'amica Daniela ha descritto il nostro paese e la nostra regione come se fosse una regione o un paese del terzo mondo. Sinceramente, io per quanto riguarda la sanità ho avuto la sfortuna 2 settimane fa di essere ricoverato alcune ore un giorno per una colica renale. Ci dispiace. È stata una macchina efficiente. Io mi ricordo insomma anche i nomi perché c'erano sul certificato quando mi hanno dimesso, e devo dire per la seconda volta in 30 anni sono stato ricoverato, e per la seconda volta in 30 anni ho avuto piena soddisfazione. Una volta mi è capitata una cosa gravissima, uno shock anafilattico, che se mi fosse capitato 15 anni fa in un'altra città o in un'altra regione che io ho in mente, ero già morto da 15 anni. In 5 minuti è arrivata un'ambulanza, dopo 2 minuti è arrivata l'automedica. Quindi i particolari li ho notati anche la settimana scorsa. È vero, c'è la carenza di personale, però per una questione di turni, una questione di stipendi, ma non si può descrivere questa regione come se fosse una regione del terzo mondo, che la sanità è messa malissimo solo perché si ha agguerriti oppositori politici magari di Massimiliano Federico. Bisogna farsi un giro per le regioni d'Italia e rendersi conto come sono messe le regioni italiane, dopodiché ci si affaccia anche alla regione Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda la sanità, e là ci si rende conto. Io me ne sono reso conto perché ho girato l'Italia da nord all'estremo sud, e ti assicuro che la sanità non è come in Friuli Venezia Giulia. Per quanto riguarda le scuole, altra analisi da terzo mondo, perché in effetti mi pare che l'Italia, compresa questa regione, è composta da ragazzi e ragazzini semi-ignoranti. Certo, c'è da perfezionare anche qua, però non si può descrivere qui il nostro paese come se fosse l'ultimo dell'Europa, l'ultima ruota del carro. Anzi, mi pare che negli ultimi mesi soprattutto si sta cercando di dare uno slancio a questo paese dal punto di vista economico, occupazionale, di istruzione, di sovranità, di identità, eccetera eccetera. Quindi non ci si può aggrappare a certe ideologie, perché l'ideologia in questo caso non c'entra, la sanità ideologica non c'entra. Bisogna farsi un giro, facciamoci un giro per l'Italia e per l'Europa, poi faremo un esame per la sanità regionale e per la sanità anche nazionale. Allora, io proprio di ideologia, anzi un mio vanto è proprio quello di voler superare l'ideologia, di avere un approccio laico e pragmatico, per cui proprio ideologie no. Allora, il fatto che l'istruzione in Italia non stia messa benissimo non è che lo dico io perché ho un'ideologia contro non si sa chi, ma lo dicono i numeri, no? Come dicevamo, il minor numero di laureati, il maggior numero di analfabeti funzionali, quindi questi sono numeri all'interno dell'Europa, ok? Quindi io non sto parlando di Friuli Venezia Giulia, sto parlando dell'Italia rispetto ad altri paesi europei. Ok, benissimo. Quindi c'è un problema. Sulla sanità, io non ho detto che la regione peggiore d'Italia è il terzo mondo, ho detto che ci sono regioni in Italia che stanno messe meglio, e ho detto che non possiamo sempre guardare al peggio, perché non è che se siamo i penultimi, allora stiamo messi bene perché c'è chi sta peggio. Magari dovremmo cercare di essere terzultimi, quartultimi, magari anche secondi, o chissà, addirittura primi, no? Mamma mia! Su 20 non siamo penultimi. Ho capito, ma allora possiamo... no, quello che a me stupisce, stupisce un po' dell'atteggiamento del centrodestra in generale.
che o le cose vanno proprio malissimo ma che stiamo veramente gli ultimi, oppure va tutto bene. No, si può dire che non siamo ultimi ma abbiamo ampi margini di miglioramento. Si può dire che il trend magari sulla sanità non è proprio positivo, perché se noi non prendiamo mai atto dei problemi che ci sono, mai li risolveremo e le cose peggioreranno. E siccome dobbiamo agire oggi affinché le cose migliorino o peggiorino domani, dobbiamo parlarne oggi. Allora, dobbiamo fermarci per una brevissima pausa pubblicitaria, a fra pochissimo, poi c'è anche una telefonata in attesa, la sentiremo fra poco. Bentornati a Sveglia Trieste. Allora, il dibattito qui continua anche fuori onda, no? In particolare sulla sanità, ma so che c'è una telefonata in attesa, non facciamo aspettare troppo i nostri telespettatori, sentiamo se è ancora in linea. Pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Ecco, sì, allora diciamo che è la teoria un po' della logorrea, no? Che si esprime sempre attraverso delle ideologie piuttosto che delle realtà, no? Si sente poco. Allora, la mia domanda non la sentiamo benissimo, non so se c'è qualche disturbo nella linea. Mi senti adesso? Sì, dai, un po' meglio, proviamoci, ci dica. La mia domanda all'opposizione è questa. Sì. Spiegatevi perché la Serracchiani, con la Telesca, che oggi ha saltato la quaglia e è andata con Italia Viva, insomma, con Azioni, hanno abbattuto quello che era la realtà, diciamo così, strutturale della medicina, stiamo dicendo, del sistema sanitario in Friuli. Cioè l'ospedale di Cividale, l'ospedale di Gemona, l'ospedale di Tolmezzo sono stati limitati, sono stati diminuiti. È chiaro che poi la concentrazione dei malati, chiamiamo così, dei pazienti, si va all'ospedale civile di Udine, va al Catinara, e lì si creano chiaramente dei surplus di necessità di azione per portare appunto delle cure, insomma, ai pazienti, dove abbiamo, fai conto, un infermiere che prima faceva 8 ore, oggi deve farne 10. Allora, l'infermiere che faceva 8 ore, che oggi deve farne 10, se magari lo mandiamo uno a Cividale, uno a Tolmezzo, uno a Udine, è chiaro che distribuiamo la capacità, diciamo così, la capacità di intervento in maniera molto, molto meno pesante. Capisco quello che dice la produzione, le condizioni, i salari, eccetera, ma l'Italia non è un paese, o il Friuli Venezia Giulia, come diceva l'altro esponente del terzo mondo. Qui c'è un'eccellenza, a parte tutte. Vogliono distruggere per esempio il burro che stia dov'è. Il burro è una manifestazione. Capito. Il burro è una manifestazione di una donazione da parte della famiglia Burro a suo tempo, che fu gratuita. Ora perché dobbiamo assimilare questa donazione e renderla pubblica o renderla controllata dalla regione? Che stia dov'è? Bisogna migliorarlo. Cioè c'è poco da fare. Qui non si tratta di parlare, si tratta di agire. E spiegatevi perché hanno messo il numero chiuso all'Università di Medicina, perché appunto, come dicono, hanno chiuso gli ospedali qui in Friuli, perché hanno fatto la tisana, il discorso Chiaro. Lei ci chiama dal Friuli, immagino? Sì, io mi chiamo dal Friuli, certo, ma io vivo in Canada e vengo in Friuli, ho capito. Io vengo in Friuli ogni tanto. Le dico, quello che non capisco è questa necessità di voler sempre trovare il pelo nell'uovo per dire che si sta male. Cioè, se voi andate in Marocco, non serve che facciamo tante errori, andate in Marocco a vedere gli ospedali, andate in Marocco. Faccio un esempio, perché è chiaro che tutti i migranti, con tutto il rispetto per loro, vengono in Italia perché almeno hanno una sanità pubblica, gratuita ed eccellente, e comunque devo dire che è il numero 1. Chiarissimo il suo discorso. Allora, grazie per l'intervento. Chiamava in causa, mi pare di capire, soprattutto Daniela Rossetti, ma poi facciamo rispondere anche a Vincenzo Rescigno. Allora, di tutte le cose, insomma, che ha detto il nostro telespettatore in tema sanitario, no? Sì. No, condivido molte delle cose che ha detto. Il fatto che la sanità italiana sia meglio di quella del Marocco o di tantissimi altri paesi, sono d'accordo, è proprio perché è una cosa preziosa che abbiamo, che dobbiamo difenderla e non dobbiamo distruggerla.
Questa è la battaglia che cerchiamo un po' di fare noi di Azione a livello nazionale e anche sul territorio. Perché è facile dire sì, siamo meglio di altri, verissimo, però occhio, perché appunto le azioni che noi facciamo oggi hanno poi un impatto fra 1, 2, 10 anni. Il burlo, sono d'accordo con lui, è un'eccellenza, siamo pieni di eccellenze in Italia, il burlo è una di queste. Il burlo non va smantellato come invece si sta facendo, perché metterlo all'interno dell'ospedale, spezzettato in varie parti, ne farà perdere di efficacia e di impatto. Quindi il burlo va preservato così com'è, migliorato ma preservato così com'è. Dopodiché il fatto di aver chiuso gli ospedali, allora un ospedale è una struttura costosissima e oltretutto per essere un buon ospedale deve poter operare, cioè agire, non solo proprio operare in sala operatoria, su un alto numero di pazienti, perché solo agendo su tanti pazienti i professionisti, i medici, infermieri possono, diciamo, arrivare a livelli di eccellenza. Quindi se noi abbiamo tanti ospedali e in ogni ospedale abbiamo 3 persone che vanno a curarsi, non rendiamo un buon servizio alla popolazione. Se noi invece abbiamo pochi ospedali all'interno della regione, ma ospedali di eccellenza, è ovvio che la persona che avrà bisogno veramente di cure potrà andare in quell'ospedale e ricevere un'assistenza d'eccellenza. Quello che secondo me manca completamente o molto è la medicina territoriale. Quindi noi abbiamo un territorio che è anche fatto non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale di piccoli e piccolissimi comuni. La stragrande maggioranza dei comuni italiani è sotto i 5.000 abitanti, per cui non abbiamo solo le grandi concentrazioni nelle grandi città, ma abbiamo una popolazione sparsa sul territorio. In Friuli Venezia Giulia è così, tutta la parte montana è fatta da piccoli comuni. Se uno sta male e sta in montagna, io frequento abbastanza di frequente Sappada, mi è capitato purtroppo qualche anno fa di stare male a Sappada, ero con una mia amica, ho dovuto prendere la macchina, abbiamo dovuto fare 3/4 d'ora per andare all'ospedale, al punto di soccorso più vicino, perché a me non serviva un ospedale, a me serviva un medico e un punto di primo soccorso. Il punto più vicino era a 3/4 d'ora di macchina. Allora, questo secondo me è inaccettabile. Quindi la medicina territoriale è quella che è fondamentale, perché senza medicina territoriale oltretutto le persone non hanno assistenza. E allora che cosa si fa? Si fa che anche per una stupidaggine si va al pronto soccorso col codice bianco e lì si sta ore, il pronto soccorso si riempie di persone che non dovrebbero neanche essere lì. Per cui l'ospedale serve, ma deve essere di eccellenza e non ce ne possono essere diffusi in ogni paesino. Quello che serve è la medicina del territorio, quella è fondamentale e noi... E quella deve essere capillare. E deve essere capillare, vicino alle persone e lì abbiamo amplissimi margini di miglioramento. Rescigno, anche... Sì, serve poco replicare, in realtà in sostanza il signore che ha chiamato prima si rifaceva a quello che io ho detto, nel senso che bisogna guardarsi anche intorno prima di giudicare la sanità nazionale e la sanità regionale. Sì, mi fermo qua perché condivido in parte quello che ha detto lei, il ridimensionamento della sanità regionale è stata fatta dalla Presidente Serracchiani. Per quanto riguarda il burlo è un'operazione iniziata nel 2017, quindi no in epoca Serracchiani, e mi fermo qua. Allora, c'è una mail che ci arriva da un nostro telespettatore che ci riporta proprio ai problemi della città. Dice: buongiorno, il signor Max, vi sottopongo la problematica dell'incrocio tra le vie della Pietà e angolo via Gatteri in direzione pronto soccorso. In quel punto è posizionato un cartello che permette il transito solo a determinate categorie. In verità svoltano quasi tutti da via Pietà a sinistra, mettendo a repentaglio la sicurezza dei pedoni e anche la mia, visto che ho rischiato 2 volte di essere investito, dice il signor Max, che attraversano la via Gatteri. La visuale per gli automobilisti è carente. Visto che i controlli sarebbero un palliativo, forse sarebbe opportuno spostare le strisce pedonali un poco più all'interno di via Gatteri verso il pronto soccorso, almeno per dare il tempo agli automobilisti di vedere i pedoni e rallentare, forse, cioè suggerisce già una possibile soluzione. L'incrocio di cui parla ci manda anche lo screenshot di Google Maps, no? Ecco, qui è una zona che insomma molto centrale, intorno all'ospedale maggiore.
questa è una segnalazione che magari potrà essere portata agli uffici a chi di dovere. Probabilmente vabbè, io come ogni volta mi riguardo la trasmissione in serata domani e talvolta mi segnalo quello che dovrei segnalare il giorno successivo. Ottimo, allora e poi ci farà sapere, insomma, il consigliere comunale, poi magari parliamo anche della seduta di ieri del Consiglio Comunale, ci dirà com'è andata, ma sentiamo subito la telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti, sono Gino. Gino, buongiorno, come sta? Il discorso sanità è importantissimo, per cui volevo dire qualcosa su questo. Prego. Cioè, è innegabile che da quando gli Anselmi hanno fatto la sanità pubblica ad oggi, questo capitolo è stato sempre in discesa, cioè è sempre peggiorato, quindi bisogna essere ciechi per dire che c'è una volontà per ridurre questo tipo di servizio pubblico. In più i dati statistici dicono che negli ultimi tempi, dal Covid in poi, c'è un aumento di 35.000 persone morti in più. Questo è dovuto a un calo di assistenza, al fatto che c'era il lockdown per cui la gente non andava più in ospedale, oppure perché c'erano cure non date col discorso delle tachipirine e vigili d'attesa, oppure anche per discorsi di sovraffollamento dovuto al fatto appunto che tutto il sistema è collassato. Quindi a questo punto i politici di destra e sinistra non hanno nessuna giustificazione, devono solo mettere in evidenza la realtà e cominciare a lavorare su questo, senza giustificazioni di nessun tipo, che noi siamo la migliore, quello è la peggiore, eccetera. Qua bisogna mettersi di buzzo buono e cominciare a fare le cose giuste, perché sennò moriamo tutti. Grazie e buongiorno. Grazie Gino, questo è il suggerimento di Gino, condividete, rimbocchiamoci le mani. Si deve cercare sempre di migliorare e potenziare ogni struttura, non solo quella sanitaria, migliorare su ogni cosa, finché sarà possibile. Per fare meglio. Sarebbe il caso, sì. Sarebbe il caso, poi faceva notare anche la cosa dell'accesso alle cure. Effettivamente quello che succede è che con le liste d'attesa così lunghe che abbiamo, per cui uno deve aspettare mesi per avere una visita specialistica, cosa succede? Succede che chi ha denaro a sufficienza per andare nel privato va nel privato e chi non ha il denaro aspetta, e a volte quell'aspettare è troppo lungo, per cui su alcune cose questa attesa può avere un impatto sulla nostra salute, per cui le liste d'attesa creano situazioni veramente di disagio e poi possono avere implicazioni importanti sulla salute dei cittadini, per cui il fatto del non curarsi è proprio il fatto che ormai la sanità pubblica funziona molto a rilento e chi non ha possibilità di andare nel privato, ahimè, è costretto a prendere quel che c'è. Posto che abbia la possibilità poi di farlo, no? Appunto, infatti ci scrive Daniela, stanno smantellando la medicina territoriale da 4 distretti a 2, cade proprio così a proposito questa mail, nonostante le proteste degli utenti, no? I famosi distretti, questa è la segnalazione di Daniela. Si parlava prima, no? Di potenziare la medicina territoriale. Sì, appunto, capillare, territoriale, chiamiamola come vogliamo, è necessario avere l'opportunità. Io domenica scorsa ero qui ad Osoppo e c'era una persona anziana che era con me e aveva il problema che per fare sopperire alcune esigenze doveva andare a Udine. Ogni tanto, cadenzialmente doveva andare a Udine, quindi un centro come Osoppo, che non mi pare piccolissimo tutto sommato, c'è la difficoltà, manca la capillarietà di tanti centri che potrebbero esserci. Mi viene in mente Osoppo perché era ad Osoppo, ma c'è Forgaria, ci sono altri piccoli o medi centri che ci sarebbe bisogno appunto di un presidio territoriale. Questi presidi furono chiusi
purtroppo durante... No, adesso però la mail però diceva un'altra cosa. I distretti. Parlava dei distretti che stanno dimezzando. Che stanno dimezzando i distretti. Questo è un problema che va affrontato, diciamo, a livello organico. È chiaro che non... Ma affrontato da chi? Ma di cosa stiamo parlando? Ma c'è qualcuno responsabile, qualcuno che ha preso questa decisione? Ma mi pare che non è una decisione già operativa, o mi sbaglio? Si sta discutendo? No, è una decisione, punto. È decisa. È stata presa per cui è stata presa da chi? Dal centrodestra. Vogliamo assumerci la responsabilità di quello che facciamo? Magari è una cosa giusta, basta che voi lo spiegate. C'è una mail che chiaramente la persona che ha scritto sta ponendo una questione. Qual è la risposta? Allora, la risposta deve essere articolata e precisa, la risposta superficiale oppure non è il caso, è meglio tacere che dire sciocchezze in certi casi, no? Andiamo atto. Certo. Ok. Allora, giustamente insomma è meglio sempre a livello regionale penso che a livello comunale si affrontano chiaramente anche questo, però più articolato a livello di un consigliere regionale oppure un tecnico, un assessore regionale potrebbe dare una risposta più articolata, precisa e anche sincera. C'è anche la mail di Nevio che ci chiede proprio una cosa specifica che è successa ieri in Consiglio Comunale, ma sentiamo subito la telefonata. Pronto? Sì. Buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno, sono Dino. Ecco, io volevo dire al consigliere Resino che forse non è aggiornato sulla parte politica della città, in quanto soltanto 4 giorni fa Federica, assieme l'assessore Riccardi, tramite la vostra trasmissione, ha detto che ci vogliono 20 anni per recuperare un'adeguata sanità in Friuli Venezia Giulia. Mentre fino a 20 giorni prima che c'erano le elezioni regionali andava tutto bene. Poi voglio dire al Signo che ci sono persone che hanno fatto delle denunce perché sono state danneggiate del ritardo delle visite specialistiche e quando hanno avuto l'intervento dopo un anno e mezzo hanno dovuto asportare addirittura le vesciche e girano quei sacchetti. Tanto fa che io faccio parte di un'associazione per i diritti degli anziani, abbiamo delle denunce fatte dei stessi medici che hanno dimesso delle persone, hanno detto signora questa è la sua scheda medica, vada a fare denunce alla SUSI perché i miei colleghi, quelli che hanno fatto l'intervento prima, hanno sbagliato e questa è una cosa grave che non si succedeva mai in questa città e penso neanche in Italia che un medico denunci il proprio ospedale e dire al paziente che viene dimesso lei ha perso la mano perché hanno fatto male questo intervento per questo e questo motivo. Allora, poi potrei fare anche, posso dirvi una cosa, questa mattina io è il 20° giorno che chiamo per fare una visita Doppler, non ci sono posti a Trieste, non ci sono macchine, dicono vuoi andare a Udine nel mese di novembre, ma allora, ma di cosa stiamo parlando? E ricordati che il sindaco è responsabile della salute dei cittadini, perciò comprende anche il comune. Ecco, i decreti, come poi hai detto che non è vero che stanno parlando, è stato già giudicato. Scusami, allora... D'accordo Dino, grazie della segnalazione, allora della precisazione insomma che voleva evidenziare, no, l'aspetto di... Sì, certo, poi certe cose non è che si conoscono, la denuncia, il medico consiglia di denunciare la SUGI eccetera eccetera. Certo, ci sono delle drammaticità anche all'interno di questa regione, di questa città, certo, ma non sono purtroppo, diciamo, non era a conoscenza che addirittura che ha perso la mano una persona e il medico ha consigliato. Ci sono delle drammaticità anche, certo si cerca di evitarle quanto più possibile, ma quando capitano certe cose purtroppo è statistica anche questa, non tutto può funzionare bene, è statistica anche questa. Se posso,
Citava anche Federica che diceva che ci vorranno 20 anni. Quando per non ho capito, Tele 4, è vero, sì. sì. Cioè, quando lo allora, diceva questo Federica? Quando lo diceva? La scorsa settimana. Cioè, adesso. Forse ero in ospedale io, mi è sfuggita. No, ma per l'amor di Dio può essere, però il dato di fatto è questo, no? Allora, è inutile che continuiamo a raccontarci la fiaba che va tutto bene. Iniziamo a dire, Ma ci chi sono ha detto queste, che va queste, tutto bene? queste, Nessuno ha detto. detto Io prima. dico che siamo meglio degli altri. Ma sì, su va 20 bene, regioni. ma non mi interessa essere meglio dell'ultimo. Ma le cose funzionano, Le l'ho cose constatato di devono persona, andare ma perché meglio, mi devo perché dire? stanno peggiorando e finché non ne prendiamo atto non inizieremo mai a lavorare per migliorarle. Okay. Per cui il primo passo è dire: signori, abbiamo dei problemi, benissimo, ci mettiamo tutti intorno a un tavolo e cerchiamo di risolverli. Se invece c'è una parte politica che continua a dire, come hai fatto anche te prima, no, perché comunque stiamo meglio di tanti altri, perché siamo in un paese meraviglioso, Ma mi sembra che bisogna essere imbarazzati per dire che le cose funzionano un po' meglio delle altre regioni. Mi sembra che devo negarlo. Non è rilevante. Non è rilevante, che stiamo però, meglio del paese bisogna dire peggiore del facciamo mondo. schifo, ok? Diciamo, non è questione di dire facciamo schifo. Era questo che contestava, no? Posso essere, non dico dire, orgoglioso, ma posso dire che le cose funzionano abbastanza bene in questa regione per quanto riguarda... Ma possiamo dire che stanno peggiorando rispetto ad anni fa? Ma secondo te si sta lottando, si sta correndo per migliorare, ci stanno spendendo miliardi su 5 miliardi. Anche secondo il Presidente Federica, non è secondo me, è secondo un sacco di cittadini che lo viviamo ogni giorno, viviamo tutti in sta città, in sta regione. Sì, i ritardi problemi. Sicuramente. E lo dice anche Federica. Ci sono tanti problemi. Possiamo partire da lì e iniziare a lavorare anche insieme per risolvere i problemi. Ognuno di noi guarda la realtà, guarda i fatti. Certamente se io chiedo un appuntamento e me lo si dà tra 6 mesi oppure non c'è posto, mi mandano a un altro posto. Io, per quanto riguarda la mia persona, ho fatto un esame della sanità locale sulla mia pelle una settimana fa. Ma il caso specifico ci può sempre essere. Allora ho ragione quando ho ragione anch'io. Ma i casi specifici sono ovunque. No, come politici però non dobbiamo guardare al nostro caso specifico. No, ma io ho fatto un esame più che un caso specifico. A quello che succede sulla popolazione totale. Certo. Ci sono dei numeri, ci sono dei dati, ci sono delle statistiche, ci sono dei fatti oggettivi e noi da questi dobbiamo partire. Allora, tornando invece all'ideologia, ci chiede il signor Nevio di parlare di quello che è successo ieri sera in Consiglio Comunale sul caso di via Paduina, ma lo facciamo dopo una brevissima pausa pubblicitaria. Dobbiamo fermarci per dare spazio agli spot, a fra pochissimo. Allora, bentornati a Sveglia Trieste. Dunque, buongiorno Sveglia Trieste, ci scrive Nevio. Chiedo al consigliere Rescigno, ma poi chiederemo un commento anche a Daniele Rossetti, cosa è successo nel Consiglio sul caso di via Paduina. Questo brutto episodio, insomma, delle braccia alzate, no, del saluto fascista per ricordare Almerigo Grills. Poi ieri è stata fatta anche una commemorazione, no, del giornalista morto in Mozambico. C'è stata una commemorazione per quanto riguarda un giornalista di destra, Almerigo Grills, e in quell'occasione qualcuno, insomma, come è stato riportato anche dalla stampa, ha fatto il saluto fascista. Poi ieri sera in Consiglio Comunale vi è stata la commemorazione di Almerigo Grills. Ricordo che era un giornalista morto a 34 anni, sì, all'estero. Quindi durante questa commemorazione l'opposizione, la sinistra, è uscita dall'aula, forse perché indignata da questa commemorazione che stavamo facendo. Quella precedente, immaginiamo, no? Quella che c'era stata in via Paduina. Sì, in virtù anche dei fatti di via Paduina, ma in realtà è stata, credo, un motivo in più per una reazione che secondo me è inappropriata. Noi non abbiamo mai abbandonato l'aula durante le loro commemorazioni, anche se talvolta non condividevamo, perché magari poteva esserci una persona, con tutto il rispetto, che non c'è più, però
siamo rimasti sempre all'interno dell'aula, quindi vi è stata una reazione importante soprattutto della consigliera Angela Brandi, che energicamente ha reagito a questa che noi ritenevamo una provocazione. Quindi vi sono stati dei momenti di tensione che purtroppo sono spiacevoli e non dovevano accadere, perché comunque sia si può condividere o non condividere l'ideologia del giornalista, purtroppo morto tragicamente in Mozambico, se non vado errato, all'estero, durante un'operazione, durante i suoi servizi che forniva al mondo intero, sui suoi aggiornamenti, sulle sue notizie che in realtà dava alla stampa internazionale. Però neanche io ho condiviso il fatto che l'opposizione abbia abbandonato l'Aula avendo come alibi anche i fatti di via Paduini, anche se i fatti di via Paduini potremmo parlarne e discuterne abbastanza. Ma lei condanna quel gesto così, che è stato condannato anche dalla Presidente slovena, ad esempio, c'era anche l'assessore Scocimaro, poi il Presidente Federica si è dissociato subito, insomma, ha detto, si è dissociato. Allora, se il saluto fascista è fuori legge, e allora non si può fare. Se il saluto fascista, perché io poi ho letto anche delle sentenze che non ne sono alcune sentenze danno per diciamo non autorizza poi altre ancora lo danno come vietato dalla legge. Però mi pare che i fatti di ieri si conferma il fatto che il saluto fascista è vietato, quindi se è vietato per legge non lo facciamo. Non facciamolo. Se è vietato per legge, ovviamente vai contro legge, non è il caso di esporsi in tal modo, che poi l'ideologia resta l'ideologia. Io sono un uomo di destra patriottica, sono un soldato, quindi mi piace l'ordine, mi piace la disciplina, mi piace che le cose seguino alcuni valori e si ispirino ad alcuni valori, quindi ritengo di essere una persona appagata per quanto riguarda professionalmente, politicamente e nella mia vita privata. Ho avuto una vita abbastanza diciamo serena, quindi non vedo perché mi debba porre il problema di essere di sinistra, di destra, patriota o non patriota. I miei valori sono quelli che mi hanno reso felice, punto. Daniela Rossetti, ha seguito insomma quello che è successo venerdì scorso, se non mi ricordo male, in via Paduina, poi ieri in Consiglio Comunale, insomma ne parla oggi il quotidiano Il Piccolo, no? Sì. Allora, vabbè, apologia di fascismo è un reato. È un reato e su questo non ci piove, no? Ok. Dopodiché Reschigno dice, vabbè, io ho i miei valori, sì, ognuno di noi ha i propri valori, no? Anch'io ho i miei valori, dopodiché dobbiamo capire se sono valori che si rifanno al fascismo o no. Il fascismo è una dittatura comunque, a prescindere è comunque dittatura, c'è stata una tragica dittatura, scusami se interrompo qualche secondo, il Novecento, talvolta lo dimentichiamo, è stato vittima di tante dittature, tra cui anche l'Italia, iniziamo dalla Grecia, dalla Spagna, dall'Italia, dalla Germania, il mondo comunista che ha reso schiavi milioni di persone, cioè il Novecento è stato tragico per tantissimi stati europei, tra cui anche l'Italia, che era vittima di dittatura, lo stesso gli altri paesi, quindi non possiamo dirci che in Italia c'è stata solo in Italia magari la dittatura fascista. Il Novecento ha reso drammatico la vita di tanti stati italiani, di tanti stati europei, dove vi è stata la dittatura costante. Non mi sembra di aver detto che solo in Italia c'è stata una dittatura. No, l'ho sottolineato io, magari qualcuno pensa, ma il Novecento è stato tragico per le dittature nel mondo, ma anche in Europa. Questo volevo dire. Ok, va bene. Okay. Sì, è una precisazione. È stato drammatico per tutti. E dopodiché in Italia noi abbiamo avuto il fascismo. Certo. E stiamo parlando di oggi, non stiamo parlando di 70 anni fa. Quindi oggi come oggi la cultura, no? Visto che ognuno ha la sua cultura, la sua ideologia fascista, è accettabile o no? Per me no, avere delle persone che oggi fanno il saluto romano in modo molto strutturato, cioè non una qui e una lì, ma si incontrano e fanno il saluto romano, ha un significato. Dopodiché, per me, esiste un pericolo fascista oggi in Italia? No, no, assolutamente no.
Però dobbiamo dire che ci sono frange della popolazione, secondo me piccole frange, sì, che hanno, diciamo, questa nostalgia di tempi andati di cui secondo me non bisogna avere assolutamente nessuna nostalgia. E mi piacerebbe che tutte le forze politiche prendessero le distanze da episodi di questo tipo. Dopodiché abbiamo parlato di sanità, di scuola, magari parleremo di Wärtsilä, abbiamo parlato di porti, di sviluppo, eccetera. Le problematiche che dovrebbe affrontare la politica oggi sono, secondo me, molto più importanti rispetto a discutere se c'è il fascismo, non c'è il fascismo, uscire dall'aula, fare le commemorazioni, eccetera. Passiamo oltre, sono passati 70 anni, lasciamo questi argomenti alla storia. La storia è stata quella che è stata, soprattutto in Italia è stata difficile, in tutta Europa, in tutto il mondo è stata difficile. Direi che soprattutto a Trieste abbiamo avuto una storia molto complessa, complicata, difficile, che purtroppo ci portiamo ancora dietro. E le divisioni che sono state create nel Novecento sono divisioni che si respirano ancora oggi nella nostra città. Passiamo oltre, sono passati 70 anni, abbiamo problemi più importanti, dobbiamo guardare al futuro e non al passato, dobbiamo sapere chi siamo e da dove arriviamo, ma per piacere iniziamo a guardare al futuro, perché se no non ci schiodiamo più da sto discorso. È brava, quello che penso anch'io. Non dimentichiamo quello che c'è stato nel Novecento, ma guardiamo avanti, il futuro. Certamente le minoranze sono in tutti i settori. Una minoranza per quanto riguarda. Però dobbiamo dire, sì, verissimo, però ci sono minoranze con cui magari non posso concordare pienamente e ci sono minoranze che invece secondo me vanno proprio condannate. Le minoranze con la stella rossa che arrivano in centro a Trieste, mi concordi con quelli? No, non concordo neanche con quelli, perché come dicevo prima, per me le ideologie sarebbero un po' da superare. Da superare, guardare oltre, no? Ecco, però anche Rescigno però si dissocia da quell'episodio di Via Paduina, da queste si è vietato per legge, mi dissocio ovviamente. Ma non perché è vietato per legge. Non per la sua convinzione, no, solo perché... No, momento. Non farei il saluto fascista durante qualsiasi manifestazione perché so che è vietato per legge, ma che io possa pensare che è stata bella la dittatura fascista, non le dirò mai, perché la dittatura fascista, come qualsiasi altra dittatura, è sempre dittatura. Vi assicuro che l'ambiente dove io ho lavorato per 38 anni non è... Diciamo, adesso si è democratizzato anche quello, ma me la sono vista brutta in ambiente militare con la disciplina militare. Vi assicuro che è l'antipasto di tante cose, almeno ai miei tempi, tante cose un po' durette. Parco di Villa Revoltella ci chiede invece Renata, insisto sul problema della piazzola di vita parcheggio di fronte al parco, è assolutamente insufficiente, ma comodissimo e sicuro per raggiungere il parco, anche per nonni con più nipoti, scusate, al seguito, ma perché non si sposta almeno l'area camper più su in quell'enorme piazzale del Ferdinandeo? L'isola per i rifiuti poi al centro del parcheggio è la più grande che abbia mai visto in assoluto. Renata insomma protesta, dice è comoda, no? Per i nonni che portano al parco, ma non soltanto, anche i genitori insomma, che portano al parco bellissimo di Villa Revoltella, però ci vorrebbe insomma qualche posto macchina in più perché effettivamente insomma raggiungere con altri mezzi c'è l'autobus, però insomma c'è l'autobus, ma tanti ci vanno in macchina, no? Quindi segnaliamo anche questo. Poi ancora la telefonata, poi leggiamo ancora qualche mail. Pronto, buongiorno. Pronto, buona giornata a tutti quanti. Buona giornata a lei. E visto che sento tanto parlare di sanità ultimamente, sì? E si parla di sanità pubblica, di sanità privata, però c'è anche il grigio in mezzo, praticamente c'è l'intramenia, che sono i medici che lavorano nel pubblico e hanno disponibilità di fare le visite private dentro le strutture ospedaliere. Sì. A questo punto qua mi viene da pensare, a livello diciamo polemico, no? Nel momento che una persona quando gli viene prescritta una visita, mediamente sono 30-60 giorni. E quindi se nei vari reparti se viene, come detto, viene prescritta una visita diciamo ortopedica e non mi sta dentro i 60 giorni, mi viene data in ottobre, sì. A quel punto sarebbe corretto sospendere l'intramenia per dare precedenza al pubblico. Cioè della serie, non sono contrario all'intramenia, però se una dare la precedenza comunque
Capito. Tutte le visite, diciamo, convenzionate, e dopodiché tu medico poi parte l'intramoenia. Tutto qua è un pensiero. Buona giornata. Grazie, buona giornata. Insomma, sì, non sono una tecnica, non so come si potrebbe risolvere questa questione, però mi sembra comunque un suggerimento di buon senso. Assolutamente sì, una delle proposte di Azione era proprio di usare 10 miliardi che arrivavano da maggiori entrate che ha preso lo Stato per, diciamo, pagare le visite a fronte privato, visto che il pubblico non ha sufficienti medici e strutture a disposizione, quindi pagare il privato per permettere alle persone di andare al privato, fare la visita al privato, la visita specialistica. La visita veniva pagata dallo Stato, quindi senza impatto per la persona che deve andare a curarsi, in modo da abbattere drasticamente tutte le liste d'attesa. I soldi ci sono, appunto sono questi 10 miliardi, e in questo modo si sarebbe potuti tornare al passo con tutte le liste d'attesa e le visite che vengono assegnate a 10, 12, 15 mesi di distanza, no? A quel punto si sarebbe ritornati in una situazione, diciamo, normale o più o meno normale, e da lì si poteva ripartire. Questa è una proposta che è stata fatta da Azione, ma non è stata accolta dal governo, quindi ahimè si può fare, ma non si è voluto fare, perché poi la politica ovviamente deve prendere delle decisioni e fa delle scelte. Le scelte sono state diverse, ok, va bene, peccato, per noi sarebbe stata un'occasione. Un'occasione che si è persa, però, no? Si potrebbe fare, secondo lei, Rescigno? Tante proposte mi viene in mente mentre parlava la Daniela, perché ogni partito durante le elezioni, le campagne elettorali, fa un programma, e tutti i programmi, se dovessimo leggerli uno per uno, tutti i programmi sono interessanti. Poi alla fine, nell'atto pratico, quando è da mettere in pratica quello che è scritto, perché questa potrebbe essere una buona proposta, quando bisogna mettere in pratica delle proposte, oppure diventa tutto più complicato, più difficile. I 10 miliardi che tu adesso hai accennato, adesso mi viene in mente i 35 miliardi messi a disposizione da questo governo appena arrivato per sopperire alle esigenze ancora delle bollette, ancora del caro energia, ancora del fotovoltaico, ancora delle scelte importanti primarie per i cittadini. Ancora prima lo stesso ha fatto anche Conte nell'aprile 2021 per quanto riguarda i primi stanziamenti per aiutare le 26 milioni di famiglie e 6 milioni di imprese, la stessa cosa. Cioè si sta ancora correndo, inseguendo il problema della pandemia, il problema che ha creato il fermo di 2 anni per quanto riguarda questo stato pandemico che abbiamo avuto. Abbiamo tanti lavori ancora fermi, vanno a rilento, poi si punta il dito ovviamente contro l'amministratore locale, contro quel sindaco o quell'altro sindaco, però in realtà non è così facile riavviare la macchina quando ci sono stati adesso mi viene anche in mente 35.000 morti in più abbiamo avuto, diceva prima lo spettatore. Vuol dire che stiamo uscendo ancora, sembra in effetti che si sia ormai risolto il problema per quanto riguarda la pandemia, ma la pandemia ha fatto una strage, tra virgolette, in tutti i settori e stiamo cercando di venirne fuori. Quindi le proposte ben vengano, perché non è facile, finché si è al governo, adesso in 5 mesi non puoi risolvere tutto ovviamente, ma nei 10 anni precedenti si poteva fare qualcosa. Sotto accusa adesso ci sono tanti ministri che erano durante la pandemia, qualche ministro, tanti ministri, perché certe cose non quadrano e bisogna andare avanti, bisogna andare fino in fondo. Come mai sono accadute certe cose? Non è perché adesso uno è là protetto magari dall'immunità eccetera eccetera, ma bisogna andare in fondo adesso, perché certe cose si potevano fare e sono state fatte e mantenute non perché si credeva in qualcosa, ma era a quel punto, non dico un'ideologia, ma bisogna ascoltare sempre i diktat oppure i consigli dell'Europa e non va bene. Noi vogliamo infatti la commissione d'inchiesta su come è stato gestito il Covid, non passa neanche una. Per cui su questo non sono d'accordo, dopodiché penso anche che gestire un'emergenza come quella del Covid, che ci è arrivata all'improvviso, una cosa che non abbiamo mai vissuto in vita nostra, è una cosa estremamente difficile, quindi se ci sono stati degli illeciti vanno sicuramente scovati e puniti, dopodiché però gli errori occhio sparare, perché insomma era molto molto complessa come situazione da gestire, quindi nonostante quel governo lì non sia un governo che io, diciamo, ideologicamente appoggerei, prima che però
che Conte, che la Meloni sta facendo, ha fatto anche come ha fatto Conte durante la pandemia, cioè sta aggiustando, però, cerca di aiutare i cittadini come ha fatto Conte, ma se l'inverso nel 2021 già ci fosse stata la Meloni avrebbe fatto le stesse cose che ha fatto Conte, che avrebbe fatto Draghi, cioè comunque il sostegno ai cittadini è necessario a prescindere da chi governa. Sì, ok, vabbè. Allora Lorenzo, i programmi non sono tutti uguali, perché una delle cose specifiche di Azione è che noi quando facciamo una proposta diciamo sempre dove prendiamo i soldi, quanti soldi servono, come spenderli e in pratica come metterla sul campo. Quindi non vedo questo approccio. Un programma buono, voglio dire, accattivante. Sì. Come vedi, tutti i programmi, non tutti sono interessanti, molti sono liberi dei sogni, molti sono liberi dei sogni. Noi diciamo dove prendiamo i soldi, quanti soldi servono e come fare le cose. Però diciamo, ed è un lavoro c'è mostruoso. Un paradosso, il vostro programma di Italia Viva l'avete preso, avete descritto bene, ma non siete stati votati. Gli altri che hanno fatto il libro dei sogni sono stati votati. Parlavamo di proposte a livello nazionale. Nazionale. Sì. Allora, per migliorare il presente, ci scrive Lorenzo, il futuro bisogna guardare agli errori del passato. Da quando sanità e scuola e altri settori vengono gestiti come aziende dai manager che spesso non conoscono quello che stanno dirigendo ma devono presentare bilanci almeno in pareggio, tutto si riduce a numeri e statistiche. Quindi i dipendenti devono rendere con il massimo risparmio sugli stipendi, non si possono fare più di tot interventi, eccetera. Quindi o si inverte la rotta, dice Lorenzo, andremo sempre peggio indipendentemente dai colori del governo. Insomma, il problema è la gestione quasi aziendale, no? Della struttura della sanità pubblica, della scuola, eccetera. Siete d'accordo in parte con Lorenzo? Allora, la scuola, l'istruzione, la sanità non possono essere aziende che puntano al pareggio di bilancio, questo è chiaro. Devono puntare a dare un'istruzione adeguata, dare una sanità adeguata e oltretutto sono servizi che vengono messi a disposizione dallo Stato, per cui sono servizi che vanno a consumare risorse dello Stato, che lo Stato prende dalle nostre tasse, per cui la sanità non sarà mai in pareggio, l'istruzione non sarà mai in pareggio, sono sempre servizi a perdere dal punto di vista puramente finanziario, che però creano un enorme valore per la vita dei cittadini dello Stato. Quindi chiaramente da questo punto di vista non possono essere paragonati dalle aziende. Dopodiché ci vogliono, secondo me, delle capacità manageriali nella gestione di queste cose, perché io comunque ho un budget da usare e devo cercare di usarlo nel miglior modo possibile, non è che posso buttare via i soldi, devo avere dei KPI che mi dicono quali sono i servizi che devo dare, come li do, in che tempistiche li do, con che qualità li do e anche con che costo li do, perché ovviamente le risorse non sono infinite, magari lo fossero, ma non lo sono. Per cui dobbiamo fare i conti con quello che c'è a disposizione. Conoscere l'argomento di cui si sta parlando è senz'altro una cosa che aiuta a gestire meglio le cose. Se io non so assolutamente nulla sarà più complesso. Dopodiché c'è il manager e poi ci sono tutti i primi livelli che dovrebbero essere anche quelli che aiutano la persona di riferimento a gestire l'azienda o la scuola, la sanità, quello che è, nel modo più corretto. Però purtroppo le risorse sono limitate, il punto è riuscire veramente a usarle nel modo migliore per dare il miglior servizio al cittadino. Spesso però ci dicono i nostri telespettatori che il problema, il nodo sarebbe proprio questo, no? Quello della gestione, non dico manageriale, ma aziendale proprio, no? Delle aziende sanitarie, che infatti si chiamano così, delle scuole, eccetera. Sì, questo è un problema ovviamente a livello da regionale in su. È necessaria, mettiamola come vogliamo, chiamiamola come vogliamo, la risposta adeguata per la sanità e per la scuola. Poi alla fine privatizzare, non privatizzare, renderla più fluida, ci deve essere uno studio, mi pare chi studia di qua, chi studia di là, però alla fine c'è sempre un freno. Mi vengono in mente adesso gli appuntamenti a distanza di tanti mesi, di alcune lentezze, però la risposta deve essere adeguata. Ritorno all'inizio di quello che parlavamo prima, cara Daniela, la risposta in questa regione io la vedo abbastanza
efficace. Mi dispiace che non condividi su certi perché poi abbiamo un ampio raggio per ogni settore, per gli appuntamenti, per le operazioni, per le malattie, per certe cose, certe specialità, ecco. Però complessivamente la risultante, la risposta è sufficiente. Lasciami almeno dire questo, perché l'ho constatato sulla mia pelle. Punto. Allora, una telefonata, sentiamola subito. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Ecco, io volevo un attimino rivolgermi al consigliere Resigno, che è un uomo del fare, sperando che risolva il problema. Non è la prima volta che telefono a Tele4, si tratta di questo, a Scalabonghi. Tra Scalabonghi e via San Pasquale c'è soltanto un'isola pedonale, mentre tra Scalabonghi e via dell'Ermolo ce ne sono ben 6. La prima, all'altezza del numero 17, è a 1,5 metri dalla cucina. Con il caldo adesso diventa insopportabile, anche perché non vengono votati i tomini ogni giorno, e tra danza di Pantigane e danza di Gabbiani pensi cosa sta succedendo. Che sta subendo, bisogna intervenire e spostarlo. Non può essere che a 1,5 metri dalla cucina ci sia un'isola pedonale. No, pedonale ma ecologica, noi immaginiamo. Con isola ecologica. Ah, ecco, isola ecologica, ecco. Sì. Per quello non capivamo all'inizio, però poi abbiamo capito che il problema erano i cassonetti, insomma, i bottini, come li chiamano qui. Ho capito. Bene. Grazie della segnalazione. Sì, ricordo che il signore aveva già segnalato la questione e non so come se ho si detto può prima, fare qualcosa, no? Mi riguarderò la trasmissione, Scalabonghi, 17, e siccome lei ha detto che sono un uomo del fare, questo mi inorgoglisce e chiamerò il dirigente della Cegas con un numero in tasca e gli esporrò il problema e vediamo cosa mi risponde. Poi se lei richiamerà la prossima trasmissione le risponderò su cosa mi ha detto. Ci farà sapere. Sì. Allora, siamo quasi in conclusione, purtroppo devo dare l'aggiornamento, cioè adesso sta comparendo sui vari siti dei quotidiani locali l'incidente sul lavoro drammatico mortale a Cormons, in realtà no, a Mariano del Friuli, però è morto un ragazzo trentenne di Cormons. La tragedia si è consumata nella ditta APS Arosio, sita nella zona industriale di Mariano del Friuli, sempre nella provincia di Gorizia. Appunto un uomo di 30 anni ha perso la vita nelle prime ore di oggi. Vi abbiamo dato la notizia prima, proprio in apertura della nostra trasmissione, c'era arrivato questa terribile notizia, è successo attorno all'1:30 per cause che sono ancora in corso d'accertamento. Pare che l'operaio mentre lavorava con un macchinario sia rimasto schiacciato dallo stesso e l'operaio era solo, a quanto pare, al momento dell'incidente, probabilmente stava facendo appunto il turno. Una notizia davvero terribile, una giovane vita qui nella nostra regione, subito sono stati immediati i soccorsi, però purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo, del giovane che lavorava appunto alla ditta APS di Mariano del Friuli. Il ragazzo pare fosse di Cormonso, questo ci dice il sito adesso del Piccolo, che ha redazione anche nell'Isontino. Queste sono notizie che addolorano. Purtroppo ne sento ogni tanto qualcuna, ma veramente mi addolorano personalmente, perché un ragazzo di 30 anni, una vita spezzata magari per ingenuità, per distrazione, per negligenza di qualcuno, chissà perché. Non lo sappiamo. Non deve Però queste cose, diciamo sempre, non dovrebbero succedere. No, non devono succedere. Infatti, oltre ad addolorare, e vabbè, un abbraccio alla famiglia, perché sono cose indecenti queste. In un paese civile queste cose non devono succedere. A me viene anche una gran rabbia, perché non è possibile che in un paese appunto che dovrebbe essere un paese civile succedano ancora queste cose. La sicurezza sul lavoro in Italia chiaramente deve essere migliorata. Appunto, vedi, non è un incidente. Troppi episodi di questo tipo, non è accettabile. Non è stato un incidente stradale, è un incidente sul lavoro, e là non deve accadere. Esatto. L'incidente stradale non lo puoi governare, mentre gli incidenti sul lavoro li puoi governare, perché alla fine se succedono le disgrazie, chi è responsabile
paga, tra virgolette, in una maniera mite, è chiaro che è sempre più, diciamo, anche superficiale. E invece no, deve temere in questo caso le autorità giudiziarie per quanto riguarda alcune cose che non sono state fatte, tanto non fa niente, non succede mai niente, e no, non è vero, infatti si vede. Poi capiremo insomma meglio nel corso della giornata qual è stata la dinamica, no, di questa tragedia. Ci dispiace insomma dover concludere con questa notizia davvero terribile. Io ringrazio i miei ospiti di oggi, li invito a tornare a trovarci presto. Grazie a Daniela Rossetti, grazie a Vincenzo Rescigno. Grazie a voi, alla prossima. Buon lavoro, alla prossima. E noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Fra poco avremo in studio Uberto Fortunadrossi, parleremo anche con lui importante convegno che c'è stato ieri, questo vertice importante sui porti qui a Trieste. A fra pochissimo. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste, diamo subito il buongiorno a Roberto Fortunadrossi di Area Metropolitana, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i telespettatori. Grazie di essere qui. Allora, ieri ci siamo incontrati all'importante vertice, no, dedicato all'Adriatico, al mare Adriatico, si è parlato molto di portualità, di tanti temi importanti, c'è stato anche questo allarme lanciato, no, dal Presidente dell'autorità portuale Zeno D'Agostino sulla possibilità che un algoritmo decida, no, abbia potere decisionale sulle concessioni portuali, quindi una minore autonomia da parte dei governi e delle stesse autorità portuali. Come si è sviluppato secondo lei il dibattito ieri? È stato interessantissimo, anche perché alla fine qualche sassolino nella scarpa se le sono tolte, ma non nei confronti del governo, assolutamente, anzi Salvini ha sottolineato, si è preso un bel impegno che entro la fine dell'anno avrebbe rivisto questo sistema di aggiudicazione che io trovo assurdo, però è stato fatto per combattere praticamente la malavita, ma non possiamo sempre pensare che tutte le cose che ci circondano sono sempre fraudolente, no? Certo. E l'algoritmo comunque presuppone anche lei delle deformazioni, difatti la dimostrazione è stata proprio negli Stati Uniti, dove hanno sperimentato nei processi delle sia soluzioni che condanne sulla base degli algoritmi, ed è venuto fuori un bel pasticcio. È vero. Sì, perché ci sono delle condizioni umane che l'algoritmo non ha, tipo l'acido ribonucleico, che esempio, influisce, no? Difatti noi la mattina, però, dipende da quello che mangiamo e da come abbiamo dormito, influenziamo le scelte e il nostro modo di ragionare. È vero, c'è però tutto un discorso sull'intelligenza artificiale che si potrebbe aprire, no? su questo tema, però insomma... Ma sì, io non amo la parola intelligenza perché presuppone altre caratteristiche. Ecco, umane, no? Sì, infatti. Speriamo davvero che è inquietante anche per questo, però insomma è chiaro che il dibattito, si è parlato molto anche nel dibattito di ambiente, no? Quindi di alleanze tra porti per la possibilità di continuare con l'attività umana senza, o perlomeno limitando quelli che sono i danni derivanti dall'attività umana. Nei 4 interventi che ha fatto il presidente del Luca Copper, 4 volte ha sottolineato l'aspetto ambientale e quindi io penso che adesso daranno una grossa spinta alla tutela dell'ambiente. Noi lo dovremmo fare altrettanto. Il presidente D'Agostino aveva anche sottolineato le differenze di gestione tra un porto e l'altro, cioè ha sottolineato il fatto che la concorrenza fa bene, questo è un concetto fondamentale, che però ognuno fa delle scelte secondo delle prerogative. Il porto di Capodistria ha dato dimostrazione di allargarsi moltissimo, di avere gli spazi, di bonificarli, il porto di Rijeka, di Fiume,
non ha spazi e si rivolge verso l'isola di Veglia, infatti. Quindi il porto di Trieste cerca di recuperare tutto quello che è. Per me dovrebbe io ovviamente non sono in grado di insegnare queste attività a nessuno dei presidenti delle loro società. Portuali, no? Delle società. È stato anche interessante la sottolineatura del presidente del porto di Ravenna riguardo alla invasione, come certi dicono, della Cina. Della Cina, e si è parlato molto di Cina ieri, sì. No? Da tanti punti di vista, soprattutto poi per lo stato dell'arte sulla Via della Seta, il distinguo che ha fatto lo stesso D'Agostino, no? Tra Via della Seta e Road and Belt Initiative. Ma noi, quello che per me è preoccupante, chiaramente perché io tifo per il porto di Trieste ovviamente, ma mi preoccupa il potenziamento della linea ferroviaria, dei trasporti intermodali dal porto di Capodistria al resto del mondo, perché loro avrebbero una tour molto superiore al nostro, quindi noi dovremmo cercare in qualche modo di potenziare le nostre linee ferroviarie e non solo. Ecco, quindi mi pare che su questo insomma il nostro porto stia lavorando molto bene. La capacità di reazione della Slovenia è superiore alla nostra perché ha un sistema molto più snello, c'è una fortissima assunzione di responsabilità da parte dei funzionari, quindi c'è un modo di agire diverso. Ci vorrebbe anche da noi, insomma, questo è un po' il nostro male. Sì, è un problema nazionale, non è un problema, difatti l'Italia spende 294 miliardi all'anno di infrastrutture, mentre la Francia ha 600 e rotti, la Germania 900, quindi alla fin fine siamo un po', qualche problemino c'è. È un tema nazionale. Sì. Allora, ne abbiamo parlato di tutto questo all'interno del Porto Vecchio, no? E quindi nel Convention Center. Di quello che è stato l'antico scalo, e si torna a parlare naturalmente, se ne continua a parlare di futuro del Porto Vecchio, di quello che è il futuro, no? Del sviluppo. Sì, se ne parla un po' troppo. Se ne parla un po' troppo e si fa poco, dice così. Sì, se ne parla troppo, ognuno ha un po' delle sue idee, anche un po' delle fantasie, ma direi che non ci si può girare attorno troppo, no? Perché è troppo stanca, quindi alla fin fine sul Porto Vecchio sono troppi anni che io sento questo argomento. Certo, c'erano dei problemi di carattere giuridico, dei problemi di carattere doganale, tutta una serie di situazioni che però alla fin fine secondo me poteva essere data un'accelerazione se c'era un project dedicato a fare questo, in modo che ci fosse un aspetto, chiamiamolo così, esterno che garantisca una spinta e un'accelerazione, e poi l'aspetto pubblico che garantisca la trasparenza e la regolarità delle procedure di aggiudicazione e concessione. Sono contrarissimo alle vendite. Alle vendite? Sì, contrarissimo, perché tutte le zone strategiche di una città, perché noi non sappiamo cosa sarà fra 100 anni, se esisteranno le navi, se esisteranno delle sorti. Quindi le zone strategiche di una città non dovrebbero essere mai vendute, ma solo date in concessione. In concessione, quindi parlerebbe di concessione, però pare che la direzione sia invece quella proprio della per me è una mia no? opinione. Certo. La conferma è stato proprio il presidente del porto di Ravenna, dove ha sottolineato: noi possiamo bloccare una concessione, pagare i danni, però alla fin fine ci riappropriamo di un territorio, cosa che se fosse venduto non è. Questo è proprio palese, chiaro, l'ha detto chiaro, è una dimostrazione di quanto importante sia mantenere determinate zone strategiche per il nostro territorio. Quindi in mano pubblica per poter intervenire poi un domani. Mano pubblica, proprietà pubblica e gestione privata. E gestione privata, perché è chiaro che insomma, lo sviluppo deve passare necessariamente dal privato, no? Sì, io sono un liberale e quindi sono d'accordo, certamente
preferisco, tra un monopolio pubblico e un monopolio privato, preferisco quello pubblico, mi dà maggiori garanzie, se c'è monopolio. Se c'è monopolio. Se c'è concorrenza e competizione, il privato. Va bene il privato. Allora, sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno. Allora, c'è il ritorno, quindi probabilmente c'è una televisione accesa con il volume troppo alto. Invitiamo il nostro telespettatore per cortesia ad abbassare il volume della sua televisione. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Può gentilmente Pronto? abbassare il volume della sua televisione per cortesia? Pronto? Noi la sentiamo, però non si sente benissimo. Se può abbassare il volume del suo televisore. Pronto? Eccoci, bravissimo, bene. Adesso la sentiamo. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Volevo chiedere qualcosa al signor Fortuna. Prego. Ecco, volevo dire, lui è esperto in ingegneristi e altro. Cosa in questo momento che c'è l'Emilia Romagna che frana, tutta franata, cosa ne penso dell'Eurovia che l'amministrazione pubblica insiste di fare a tutti i costi? Capito. Contro il parere dei cittadini? Cosa ne pensa il signor Fortuna, che è ingegnere, mi pare? Allora. Volevo avere il suo parere, che è un esperto in materia, anche perché a Trieste, se c'è una bora e mancherebbe la corrente, restare appesa in cabina, non so che bella cosa che sarebbe. Del telespettatore. Capito, grazie mille. Insomma, dice, fa il parallelo, no? Visti anche tutti i fenomeni atmosferici a cui stiamo assistendo, che sono anche molto, molto importanti, lo stiamo vedendo in Emilia Romagna, nell'eventualità insomma, che si verificassero anche qui, ma non soltanto, anche basterebbe, dice il signore, un po' di bora forte, no? Un fenomeno abbastanza frequente da noi. Cosa pensa insomma sull'Ovovia, sulla cabinovia, e il fatto che l'amministrazione insiste, dice lui, dice il telespettatore, a voler costruire quest'opera. Sì, anche per chiarire la mia posizione, io non ho pregiudizi. Se fossimo una città di almeno 1 milione di abitanti, allora potrei dire, vabbè, si fa. Tecnicamente si risolve tutto, anche nelle zone dove sono franose, dove ci sono degli slittamenti, si può fare, non è tecnicamente. Certamente è un problema di costi, ovviamente, no? Perché il discorso della cabinovia non può essere un onere che grava fortemente sui cittadini dal punto di vista economico. Dopo c'è un aspetto di carattere ambientale. Per quanto riguarda, vado un po' salto sulle domande per quanto riguarda la mancanza di energia, da quello che ho capito, ma ci sono i gruppi elettrogeni, quello non è un problema. Per quanto riguarda la bora, certamente, è diminuita la bora in rapporto ai numeri di giorni. Certamente la bora è molto forte, però è prevedibile, e quindi anche lì può essere superata, supponiamo, sugli 60-70 giorni, che sarebbero già tanti di bora l'anno, cosa che non c'è in questo momento negli ultimi 4-5 anni. Il problema, come le ho detto, ambientale può essere superato anche attraverso la compensazione, cioè io tolgo un tot numero di alberi di pregio, non acacie, e gli dico bene, tot ne rimetto. E il discorso è l'opportunità, il conto economico, no? Cioè, se l'opera regge. Io insisto, la città, quando si dice che la città è contraria, io dico semplicemente: è stato eletto un sindaco, si assume la sua responsabilità, come me ne sono assunto quando io ero un amministratore nella giunta Illy. Mi sono assunto delle responsabilità e talvolta anche molto contrariate, cioè le decisioni erano, diciamo, la stessa maggioranza era molto contraria a quello che proponevo, e che poi è stato fatto, e che sembra che sia una tradizione nostra in realtà. E quindi alla fin fine io dico che
c'è un'assunzione di responsabilità da parte dell'amministrazione, è stata eletta, sono convinti e quindi che vadano avanti. Ovviamente ne risponderanno durante le elezioni. Dire raccolgo 20.000, 15.000 firme, sì, sono importanti, però non è la città, non è l'elettore. Bisogna partire dal presupposto che quando viene eletta una persona si assume tutte le responsabilità. Invece il problema qual è? Il problema è che abbiamo la memoria corta, delle volte ci dimentichiamo degli errori, che tutti possono fare degli errori, ma quelli madornali, insistere. Rimane un dato di fatto, e questa è una mia opinione, che il tram deve essere oltre che un soggetto anche di carattere turistico, che vada valorizzato, perché non riesco poi a capire le due cose. E c'è un altro aspetto anche. Se la cabinovia finisce nel trasporto pubblico locale, va a finire nel monte chilometri a disposizione del Comune di Trieste per quanto riguarda il trasporto pubblico. Ecco, quindi io anche tolgo... questo va valutato, no? Va valutato. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, a fra poco. Per me... Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora, c'è una telefonata in attesa, credo da prima, se non mi sbaglio. Pronto, buongiorno, c'è qualcuno in linea? Buongiorno. Sì, buongiorno Laura, sono Diego. Diego, buongiorno. Io volevo tornare brevemente con Fortuna Drossi sul discorso del Porto Vecchio, chiedendo un po' qual è il suo parere. Nel senso che io ho l'impressione che manchi proprio un progetto complessivo d'insieme sul Porto Vecchio. E adesso, al di là delle polemiche sorte sull'Ovovia, che forse si poteva sostituire magari con un nuovo allacciamento tranviario, no? Che poteva collegare anche in prospettiva la zona del Porto Vecchio, quello che è il lungomare di Barcola. Ma io volevo un po' capire qual è il suo parere sul discorso della vendita di alcuni magazzini, piuttosto dell'utilizzo dello strumento della concessione che avrebbe potuto installare nella zona portuale delle nuove start-up, ad esempio. Ma soprattutto volevo capire, secondo me, quello che per me è uno spreco di risorse pubbliche quasi scandaloso, e mi riferisco al trasferimento del personale della regione proprio in Porto Vecchio, no? Quindi con l'acquisto di immobili e quindi qual è la mia visione del Porto Vecchio? Che si stanno mettendo in campo tante idee confuse forse, e non c'è proprio questa visione d'insieme che potrebbe traghettare il Porto Vecchio nel futuro, diciamo, creando obiettivamente posti di lavoro ed attrattività anche manageriale ed industriale. Ecco, su questo vorrei avere un po' una visione d'insieme. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Grazie a lei Diego, buona giornata anche a lei. Allora, dice Diego, manca una visione d'insieme su Porto Vecchio, anche il trasferimento della regione non è un'operazione, insomma, che rientra in una visione più ampia. È d'accordo con Diego? Sì, allora, per quanto ha parlato di prolungamento del tram, condivido pienamente, ok, quello sono d'accordo. Ma all'inizio della trasmissione avevo detto, sono contrarissimo, e lo ripeto, alle vendite di territori e di strutture che possono essere strategiche anche in futuro su situazioni che noi non conosciamo nel futuro. E quindi ci possono essere tante variabili fra 100 anni, 50 anni, non sappiamo cosa possa succedere. Quindi concessione, in modo che il pubblico si possa riappropriare di queste strutture strategiche e anche di territori strategici. Il Comune di Trieste ha molti contenitori e pochi contenuti, questo lo sappiamo, e quindi vanno riempiti con dei contenuti. I contenuti si riempiono attraverso la creatività, l'imprenditorialità di una città, no? Quindi bisogna importare imprenditori. Importare imprenditori vuol dire creargli le condizioni necessarie e agevoli, che non sono soltanto di carattere
finanziario tipo contributi, ma sono di carattere gestionale e di risposta anche nei confronti loro. Ad esempio, io le persone che accompagnavo nel Porto Vecchio a visitare il Porto Vecchio mi chiedevano due cose: tempi di rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e costi della concessione. Ecco, questo è, ma non mi parlavano di vendita, di acquisizione, perché è memori probabilmente di esperienze, io parlo di investitori stranieri. Ovviamente per quanto riguarda avere una visione di insieme, ma diciamo che non bisogna fare del porto un piano particolareggiato. Cosa vuol dire? Entrare proprio nel dettaglio, perché delle volte la creatività mia è inferiore alla creatività di qualche altro imprenditore, quindi io non posso sapere quali sono le idee, ma devo dare delle linee di indirizzo. Tanto per fare un esempio, direi, bene, in quell'area lì si realizzino soltanto strutture dedicate all'innovazione tecnologica nell'energia, per quanto riguarda l'energia, oppure, come avevo sempre detto, nelle zone ad esempio di bonificare, in questo caso non è il Porto Vecchio ma è tutta la zona ex Aquila e altre zone, chiamiamole così, inquinate, solo insediamenti a inquinamento tendenti allo zero. Per quanto riguarda il discorso della regione, dell'insediamento della regione, ma questo, allora la regione ha una necessità di accorpare indubbiamente gli immobili sparsi nella città, anche per una questione logistica, no? Certamente oggi, come la dimostrazione è stata il Covid, abbiamo le conferenze quindi via video, e quindi non ci sarebbero grandi difficoltà, però il dato di fatto che delle volte la presenza fisica è molto importante per tantissimi aspetti, no? L'insediamento dimostra comunque che in effetti c'è un po' di mancanza di creatività, creatività non vuol dire creatività fantasia, nell'insediare o destinare a dare a quell'immobile una destinazione d'uso anche a privati. Diciamo che ci sono tante cubature, c'è tanta cubatura nel porto, all'interno del porto, e quindi io la vedo molto, ma molto difficile. La visione mia, e per concludere, la visione mia è che affermo sempre, è quella del porto di Oslo, il vecchio porto di Oslo, dove si sono create delle situazioni molto interessanti di un porto vivibile a tutte le ore, cioè vuol dire frequentato a tutte le ore, dove i piani terra sono stati dedicati, se non a esercizi commerciali, a esercizi pubblici, i piani intermedi sono stati dedicati della residenza pubblica, quindi alle nostre ATER con determinate caratteristiche abitative, e i piani superiori per quanto riguarda, io non sto dicendo di tutto il Porto Vecchio, rimanga ben chiaro, una parte, però come per rendere, spunto, come modello, una residenza un po' più di qualità, diciamo. Ecco. Poi il resto, per quanto riguarda le attività, dico, è fondamentale indirizzare attività di altissima tecnologia a Trieste. Questa è la cosa fondamentale. Cioè partire dall'aspetto teorico a quello pratico, cioè realizzativo. E quindi insediare là questo tipo di... le catene produttive di grandi industrie non sono pensabili qua se non in Porto Vecchio, però di industrie di settore specialistico di componentistica sì, questo si potrebbe fare. Allora c'era una telefonata in attesa, sentiamola. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Buongiorno a voi signori. Buongiorno ai triestini e ai friulani. Il discorso che Di Piazza sarà poi responsabile di quello che fa. Eventualmente che se sbaglia praticamente per la funivia,
domani lo appenderanno coi piedi in giù, no? Lo appenderanno. Insomma, abbiamo visto anche esperienze vissute. E volevo dire una cosa ai giornalisti. Stamattina ho sentito che giù dove è stata l'alluvione, che praticamente sono anch'io costernato, praticamente una giornalista ha detto che una signora ha recuperato i vestiti della bambina e poi ha detto che hanno buttato via anche le pentole. Ma è possibile che hanno buttato via le pentole? Per fare che cosa? Per farsi rimborsare anche le pentole? Poi dicono tragedia, ma è stata una tragedia qui in Friuli, che oltre a buttare giù le case, che loro le hanno ancora in piedi, ha rovinato tutte le macchine sotto le macerie. Non farei una classifica delle tragedie, Franco, parlare, insomma, il terremoto del Friuli è sicuramente una tragedia che non dimentichiamo, quello del 76, però insomma posso dire che è una grandissima tragedia anche questa alluvione in Emilia Romagna. Grazie Franco da Udine, ci fermiamo per un po' di pubblicità, fra pochissimo. Bentornati a Sveglia Trieste. Allora siamo in compagnia di Uberto Fortunato Rossi di Area Metropolitana, che sta dialogando con voi telespettatori. Abbiamo parlato molto, no, dello sviluppo del Porto Vecchio e di tutto quello che ci sta intorno. Volevo chiederle anche, visto che appunto abbiamo parlato anche di Area Metropolitana, no? Cosa pensa di questa riforma che si sta facendo a livello regionale per quanto riguarda le province, no? Erano state eliminate, poi sono state create le UTI, poi gli RT, insomma che cosa si sta facendo e in quale direzione si sta andando dal suo punto di vista, come la vede? Beh, il volo pindarico potrei dire è diciamo un'illusione che adesso farà saltare qualcuno dalla sedia. Io eliminerei la regione e farei delle province grandi. Eliminerebbe la regione proprio. Quindi alla fine questa, ma un so po' il che modello è quello del Trentino Alto Adige, sì, il modello infatti, però così non è pensabile, perché non ci sono i presupposti politici, tutto è costituzionali, tutta una serie di cose. Invece è fattibile l'area metropolitana, certamente. Io ho dato così ho ricevuto delle notizie riguardo la riforma e ne vedremo delle belle per quanto riguarda più che altro qualche zona o qualche ex provincia farà qualche obiezione, però dico sempre assunzione di responsabilità della politica. Io non sopporto i politici e come anche i funzionari melinari, no? Cioè che non si assumono o scaricano le proprie responsabilità e cercano di seguire più il flusso di un fiume che quello di andare controcorrente. E questo rientra un po' nella natura di certe persone, come anche sottoscritto, no? E quindi la mia visione è Trieste, area metropolitana. Nel momento in cui certamente capisco che i comuni limitrofi avrebbero qualcosa da obiettare, ma dipende dall'assetto istituzionale che si vuole fare. Io ho raccolto quella volta 11.000 e passa firme per la legge regionale di iniziativa popolare, che alcuni partiti, tra cui anche proprio la sinistra, non ebbe nemmeno l'umiltà di leggere la proposta di legge, anche perché ritenevano che i presupposti politici era tutta una scusa perché andrebbe a cambiare l'assetto. Bordeaux è un esempio tipico in Francia. Bordeaux partì da sola come città, è simile a Trieste per quanto riguarda il numero degli abitanti, se non sbaglio 37-38 comuni limitrofi, quindi nessuno volle aderire all'iniziativa e poi dopo invece piano piano i comuni scelsero di aderire all'iniziativa, di entrare. Per quale motivo? Nascevano delle opportunità ovviamente, no? Perché ti dai da fare anche con la comunità europea, che non stanzia importi per l'area metropolitana, ma dà una strada privilegiata per chiedere
aiuti in merito a delle infrastrutture, in merito a tantissime altre iniziative di sviluppo di una città e di un'area. Allora, c'è una mail da parte del signor Gino che aveva chiamato prima e dice: all'ospite volevo chiedere, dato che mi pare lo ha vissuto in prima persona, perché non si è fatta la galleria all'inizio di Via della Tesa ai tempi di Illy e se oggi sarebbe opportuna. Questo chiede il signor Gino. Poi ancora sulla cabinovia: un trasporto pubblico per essere efficace deve essere certo, altrimenti i cittadini si organizzano in modo diverso. Certo, probabilmente per quanto riguarda, immaginiamo, la continuità del servizio, credo di poter interpretare così, insomma, le parole del signor Gino. Ma sì, c'ha ragione, ci deve essere una certezza, perché io se faccio il pendolare, se uno fa il pendolare vuole avere la certezza di arrivare sul proprio posto di lavoro e avere l'incognita, non so, oggi guarda le previsioni del tempo e vede c'è Bora, allora decido di venire in macchina, decido di venire, oppure provo, ma no, non può essere così, no? Uno si fa un budget anche, certo. Non può spendere i soldi, insomma ci deve essere certezza. Per quanto riguarda invece la galleria in Via della Tesa, no? Si parlava di un tunnel dove doveva sfociare, se non mi sbaglio, nella zona Via Dalviano, no? Se non mi ricordo male. Sì, no, la conosco benissimo, era proprio una galleria fondamentale per sfoltire una parte di traffico anche di Galleria Foraggi. E quindi era necessaria. Ci fu una sollevazione popolare per quanto riguarda gli abitanti di quella della piazzetta che non ricordo il nome, comunque di Via della Tesa, lì c'è quello slago, no? Largo Mioni, forse? Largo Mioni, ok. Largo Mioni. Quindi perché le gallerie hanno sempre nel loro imbocco una maggiore concentrazione di gas inquinanti. Però c'era il progetto appunto di una serie di tecnologie per creare dei camini in modo da togliere dall'imbocco questo effetto, no? Non ci furono proprio i presupposti politici, anche la stessa maggioranza. Io ero favorevolissimo, l'opposizione era ovviamente a delle volte stupidamente per partito preso, io parlo di tutte le opposizioni per partito preso, certo. E quindi non è caduto nel nulla. Eravamo convinti soltanto 2 assessori, in particolar modo io e la ex collega Ondina Barduzzi, sì. Però non si riuscì, ma così come tantissime altre opere, devo essere sincero che alla fin fine, quando si insediò Di Piazza nel 2001, delle volte mi rammarico, e forse anche lo stesso Di Piazza si rammarica perché non abbiamo iniziato prima alcune opere che adesso sarebbero concluse, avrebbero risolto, tipo il parcheggio di Piazzale Nazario Sauro, quello della stazione marittima che stava per partire, oppure il parcheggio di Piazza Ponte Rosso. Ecco, di quelli ci sarebbe bisogno oggi per com'è il traffico oggi in città? Fondamentale. Io ritengo che nelle città sia stato fatto un grandissimo errore quello di mettere i parcheggi a pagamento anche la prima ora. La prima ora dovrebbe essere sempre gratuita, però le convenzioni con i gestori dei parcheggi coperti vincola l'amministrazione comunale in questa ipotesi, perché questa migrazione verso i centri commerciali, d'accordo, sono piccole cittadine commerciali, però alla fine noi abbiamo delle città che sono centri commerciali che non sono squallide come i centri commerciali, anzi tutt'altro. E quindi dovremmo agevolare in un certo senso, ma non in un certo senso, dovremmo agevolare almeno la prima ora, renderla gratuita. Come accade appunto in qualche centro commerciale. Sì, ci sono anche delle città
città dove la prima ora lei non paga perfino il parcheggio coperto, ma ad esempio a Udine ci sono un paio di parcheggi dove la prima ora non costa nulla, quasi niente, 50 centesimi. Ecco, quindi potrebbe essere un incentivo utilizzare queste strutture. Quindi stiamo parlando di 70 km di distanza da qua. Sì, non esempi così raggiungibili. Quindi non posso pensare che il comune possa vivere con le tariffe dei parcheggi. No. Che dipende dal suo destino dai parcheggi. Allora parleremo ancora naturalmente dello sviluppo della città. Devo dare ancora una volta l'aggiornamento: il terribile incidente sul lavoro che c'è stato a Mariano questa notte. È morto un ragazzo di 30 anni di Cormons, è successo in un'azienda appunto di Mariano, la APS Arosio, ed è accaduto questo incidente, questo drammatico infortunio sul lavoro all'1:30 della notte per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Vi abbiamo dato questa notizia in anteprima questa mattina, proprio nella prima parte di Sveglia Trieste. Ora sta comparendo un po' su tutti i siti online dei quotidiani, di chi fa informazione locale. Dunque, per causa in corso di accertamento stanno indagando appunto i carabinieri della compagnia di Gradisca di Sonzo, e l'uomo, mentre lavorava con un macchinario, sarebbe rimasto schiacciato dallo stesso. A quanto pare l'operaio era da solo al momento dell'incidente. Rinnoviamo naturalmente le nostre condoglianze alla famiglia. Sono intervenuti subito i soccorsi sia da Gradisca di Sonzo sia l'Elisoccorso, però purtroppo non è stato possibile fare nulla se non constatare purtroppo il decesso di questa giovane persona, di questo giovane uomo operaio che lavorava all'interno dello stabile di Mariano del Friuli, pare fosse di Cormons questo ragazzo. È davvero una tragedia, insomma, di cui continueremo a parlare naturalmente per capire anche le cause, no, di quello che è accaduto, e si torna anche alla prevenzione, no, della sicurezza sui luoghi di lavoro. È un discorso che si fa sempre in questi casi, che purtroppo non dovrebbero succedere però. Sì, ma delle volte si ripiega troppo sugli aspetti formali e non quelli formativi. Vediamo che nella formazione del personale talvolta non si insegna, e lo dico per una grandissima esperienza nella cantieristica, non si insegna che magari quando ci sono carichi sospesi bisogna guardarsi alle spalle se c'è una via di fuga per allontanarsi. E delle volte certi macchinari hanno tutta una serie di congegni che servono a evitare tragedie, però dopo non è che distrae l'operatore, però magari lo rende più rilassato e alla fine meno attento, perché c'è sempre qualcosa che possa anche che non funziona. Ovviamente la prevenzione è fondamentale, ma per me quanto anche la formazione. La formazione è altrettanto importante, insomma. Si parla naturalmente del mondo del lavoro. Sta seguendo un pochino anche la vicenda Varsila qui a San Dorligo, no? Queste operai che ieri hanno protestato davanti alla sede per le offerte praticamente inesistenti, se vogliamo dire così, insomma, per acquistare la fabbrica. Come vede il futuro di questo grande stabilimento? È facile adesso fare la critica. Il problema è patologico. Noi gridiamo aiuto quando i buoi sono scappati dalla stalla. La cosa era già prevedibile alcuni anni fa, non si sono costruite le situazioni, non si sono creati i presupposti anche per una soluzione alternativa, e questo parlo di anni fa. Quindi c'è anche una forte superficialità nell'affrontare queste questioni. Il dato di fatto è che la politica in questo momento, l'assessore Rosolin, si è data molto da fare, però qua subentrano degli aspetti privatistici. Noi dovevamo creare invece una situazione
che però non è soltanto un problema regionale, è un problema nazionale. Assolutamente. Cioè noi non possiamo incentivare le imprese straniere in modo che facciano mordi e fuggi, no? Dobbiamo porgli delle condizioni. Certo, possono chiudere il rubinetto in qualsiasi, chiudere a chiave l'industria, però applichiamoli delle penali in tal caso, no? In questo questo caso, è no? delle penali di carattere internazionale, quindi se in altre zone possiamo agire. È un grosso dramma, perché noi pensiamo che Trieste possa vivere solo di turismo e questa è una pia illusione assolutamente. Certamente il turismo sta crescendo, le attività stanno andando anche bene, quindi... È una buona opportunità comunque, sì, no? certo, ma devono essere... Ma una città, noi non abbiamo un turismo di permanenza oltre i 2 giorni e quindi non è pensabile questo. E dobbiamo, io insisto, sul turismo, certamente, ma sulle imprese di alta tecnologia. Alta tecnologia, questo è il nostro puntare il futuro, perché abbiamo una struttura cittadina che non presuppone l'insediamento di industrie pesanti, diciamo, dal punto di vista produttivo. Ne è stata dismessa anche una, no? Abbastanza di recente. Sì, insomma, infatti. È la Ferriera di Servola. Quindi... Noi abbiamo avuto nel passato 2 raffinerie, no? Esso e l'ex Aquila, ovviamente la Ferriera e anche un'altra serie di industrie che decisamente non emettevano ossigeno nell'aria. Quindi era questo il grosso problema, insomma, l'incompatibilità poi, no, di un insediamento magari in centro città, perché di quello si tratta, c'è quella tipologia di emissioni. Insomma. Ma certo, uno dice ma esistevano allora, ma no, le aspettative della gente, la qualità della vita aumenta, quindi ma non è, ad esempio, quando si parlava del gassificatore, no? Certamente il gassificatore non aveva grossi problemi di carattere ambientale, però qual è l'altro aspetto ambientale? E tu non puoi far vivere la gente nel terrore. E quindi crei comunque uno stress, è comunque un aspetto che va a incidere sulla qualità della vita, no? Io vivo male perché dietro di me c'è qualcosa che potrebbe scoppiare. Magari ci sono tutti i sistemi di sicurezza immaginabili possibili, però io vivo nel terrore. Però anche questo aspetto, insomma, va considerato chiaramente. In tema ambientale ieri c'è stato questo patto tra Italia e Slovenia per l'acqua, no? L'acqua senza confini, una nuova condotta tra Santa Barbara e Capodistria che garantirà il rifornimento transfrontaliero in caso di necessità, per far fronte ad esempio a quello che è successo l'estate scorsa tra siccità, incendi, problemi vari. Parliamo di acqua potabile. Acqua potabile in questo caso. Perché non dimentichiamo che da molti anni il comune di Sesana scarica negli impianti di depurazione di Trieste, quindi non è una novità. Non è una novità, questa collaborazione, diciamo collaborazione appunto. Adesso noi diamo acqua pulita, loro ci danno acqua sporca, ma comunque non a gratis, quindi la pagano. Il discorso dell'acqua è un discorso anche complesso, perché ad esempio una volta, tempo fa, quando c'erano le province, la provincia di Gorizia pretendeva un indennizzo per quanto riguarda il prelievo dell'acqua nei pozzi di Ronchi dei Legionari che vanno a alimentare il nostro sistema acquedottistico, perché noi preleviamo dai pozzi, cioè dal Timavo, e una parte, ovviamente la maggior parte, dai pozzi situati proprio nelle vicinanze dell'aeroporto. Nelle vicinanze dell'aeroporto, quindi dell'area isontina, diciamo così. Sì, quindi l'isontino dice no, ci pagate un tot di royalty per il prelievo dell'acqua. E d'altronde
adesso non so quali siano i rapporti di carattere economico tra in questo caso Muggia e oltre confine. Sono state fatte, appunto, è stato fatto questo accordo proprio tra le autorità, no, che gestiscono poi il ciclo dell'acqua, i comuni, quindi è un primo passo, diciamo. Un aspetto che per me è negativo, è stato negativo quando abbiamo fatto la norma sulla gestione dell'acqua, la norma regionale, avevamo previsto l'autorità di vigilanza e questa è stata eliminata, se non sbaglio la Giunta Serracchiani, perché ritenevano inutile, invece no, assolutamente, perché è l'elemento che controllerebbe e farebbe gli interessi del cittadino per quanto riguarda Bisognerebbe ripristinarla in qualche modo, reinserirla a parer mio sì, specialmente in questo periodo dove l'acqua è importante e sarà sempre più importante. Si parla di siccità, ma si parla anche, ne abbiamo parlato prima, di alluvioni, di fenomeni atmosferici molto così devastanti, perché questo è stato in Emilia Romagna in questo momento, al di là poi della solidarietà che continua. Ricordiamo che la nostra protezione civile sta continuando, no, a partire, ad andare ad aiutare le popolazioni martoriate da questo fenomeno. C'è anche un discorso anche qui di prevenzione, no? Sì, è stato un fenomeno anche molto particolare che non giustifica assolutamente l'incuria del territorio, che era una condizione meteorologica particolarissima, però l'Italia non è nuova a queste alluvioni. Non dimentichiamo l'alluvione del 66 che distrusse mezza Firenze, oltre a un patrimonio artistico spaventoso, e la zona nostra della Bassa Friulana fu completamente allagata dal tagliamento, e difatti ci fu un grossissimo dibattito sulla gestione degli alvei dei fiumi, proprio anche in regione, per quanto riguarda il tagliamento, no? I famosi casse di colmata. La Francia, che ha alluvioni quasi quanto le nostre sono un po' devastanti dal punto di vista diciamo delle frane, perché abbiamo un territorio molto montuoso, l'Italia di fatto. In Francia le alluvioni sono molto frequenti. Il caso della Loira era un caso emblematico, un fiume che tracima molto spesso. La Francia, avendo un sistema molto centralista, ha risolto in modo quasi dittatoriale il sistema dell'esondazione della Loira, dicendo bene, io non imbriglio il fiume perché aumenta la velocità e dopo non esce la velocità dell'acqua, no? E non riesce a creare problemi a valle, e anche delle volte molto spesso a monte. Lì invece lasciano esondare, però le campagne ovviamente vengono inondate, ma ci sono le case, e il governo francese allora decise di spostare i cittadini che abitavano in quei luoghi, qualora uno non volesse andarsene, non era soggetto, qualora ci fosse ovviamente un'esondazione del fiume, non venivano rimborsati. Quindi sì, qua verrebbe fuori un pandemonio. Immaginiamo di sì, immaginiamo che ci sia invece. Ma quindi hanno detto: vi spostate, d'accordo, vi diamo una mano economicamente per spostarvi, non vi spostate, non vi diamo più una mano. Non vi diamo più nulla, insomma, qui forse non si potrebbe neanche ipotizzare probabilmente, no? Ma c'è un altro concetto dello Stato. Un altro tipo. Per quanto riguarda invece la nostra città, prima si parlava, grazie alla mail del signor Gino, della galleria, no? Che poi non si è fatta tra via della Tesa, Largo Mioni e via Dalviano. C'è ancora la galleria invece di Piazza Foraggi, no? Che dovrebbe, dovrebbe proprio questo locale, in questa trasmissione più volte disse quali sarebbero state, non voglio fare Cassandra della situazione, ma si disse quello che è successo, quindi cronaca annunciata. Annunciata dei lavori, sono certamente. Lì non si può dar la colpa
ha il sindaco, no? Assolutamente. La colpa che posso fare al sindaco è quella di dire, bene, io mi avvalgo di collaboratori che possono controllare, competenti, che dovrebbero, guardi, c'è un'opinione su questo aspetto. Sì. La giunta tecnica, cosa che molti sono contrari, non deve essere un soggetto dove pianta la bandierina a seconda del partito di appartenenza dell'assessore, certo, no? Deve essere l'anello di congiunzione tra l'indirizzo politico e quello tecnico. Quindi è l'attività di controllo e di indirizzo effettuato appunto dalla giunta. Il sindaco stabilisce delle condizioni, il programma del sindaco, e quindi è questo il lavoro che deve essere fatto, cosa che prevedeva la legge Bassanini del 1997. E invece è stato completamente disatteso questo indirizzo. Voi della giunta Illy eravate in parte una giunta tecnica? Tutta la giunta era tecnica, eravamo estremamente antipatici, perché ovviamente eseguivamo un indirizzo, un programma ben definito e ben stabilito. Ciascuno per la propria competenza. Ovviamente, diciamo, no? Quello che per me è importante, sono fortemente convinto della progettazione partecipata su alcune cose. Pensi che ho fatto progettare un asilo o 2 asili ai bambini. Ovviamente soltanto diciamo, dopo è ovvio che ci deve essere il tecnico, è chiaro, sì, però qualcosa inserito l'abbiamo inserito proprio voluto dai bambini. Dai bambini e che quindi saranno i fruitori, esiste, no? ecco, così vale anche per tantissime altre situazioni. Certo comporta problemi più lunghi, ma ad esempio sul piano urbanistico ovviamente c'è la rappresentanza dei consiglieri comunali e dei consiglieri circoscrizionali, però è il dato di fatto che su alcuni aspetti interpellare il cittadino per come vorrebbe le cose e poi magari mettere qualcosa, perché a questo punto lo rendi partecipe, e in questo il caso degli asili è fondamentale, perché uno già comincia ad avere un rapporto con lo Stato, no? con l'istituzione, comincia presto. Sì. E sarebbe possibile secondo lei fare una progettazione partecipata anche ad esempio per il Porto Vecchio, o non si rischia poi di creare troppa confusione? Stiamo parlando di dimensioni, stiamo parlando di dimensioni. Sul Porto Vecchio sono ormai 25 anni, 26 anni che sento parlare di tutto e di più. Quindi a questo prima punto poi bisogna anche tirare le fila. Allora senti le persone, ti danno dei consigli, poi la responsabilità, insisto, manca in Italia l'esercizio della responsabilità. Il politico si assume, ti ascolta e poi a quel punto lì deve fare la sintesi e dà l'indirizzo, e poi l'attività di controllo nei confronti ovviamente dell'apparato burocratico che porti avanti, che rispetti i tempi, questo, perché nel momento la gente si dimentica che nel momento in cui uno pensa a un'opera, al momento in cui parte l'opera passano mediamente 445-500 giorni. Ecco, quindi già questo periodo di tempo, insomma, un periodo lunghissimo. Oggi no? stiamo parlando di opere, non della manutenzione. Certo, chiaro. Quindi è molto più facile per un politico risolvere il problema del trombino, perché si accattiva la simpatia del cittadino, però poi dopo non vede in prospettiva il futuro di una città. Le scelte cioè il presente a delle volte è compromesso dalle non scelte del passato. E quindi questo insomma andrebbe cambiato. Scegliere, sintesi, scegliere, assumersi le responsabilità. E agire di conseguenza. Come dico, cabina via, va bene, la vuole il sindaco, che la faccia. Facciamola. E dopo vedremo. Certamente uno dice, ma ha sbagliato, ma ovviamente è giusto che la gente esprima una propria opinione. Chiarissimo. Allora, grazie a Uberto Fortunadrossi per essere stato con noi questa mattina. Torni a trovarci presto qui a Sveglia Trieste. Ma sì, perché questa città la amo e io dico sempre
e questa città ti accoglie a braccia aperte ma non le stringe mai, per cui sei tu che la scegli di essere cittadino triestino. Di farne parte, no? È capitato anche a me. Allora, grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. Buona giornata a tutti. A risentirci, arrivederci.